dico a te che sta per fare delle scelte per diventare un uomo, a te che avrà bisogno della forza di reagire, della forza del perdono. Potrai scegliere di essere un ribelle, di mostrare i pugni per farti rispettare, di farti odiare, pur di non subire, ma non scegliere di essere un vigliacco e di valere meno di niente. Chi picchiano d'oro solamente un perdente. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no. Si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. E ti diranno che le donne sono niente, che insultarle può essere divertente, ma ricorda, le parole sono vane, non le vedi ma il male si sente. Togliere la libertà e non è amore dire sei mia proprietà, l'amore è una carezza, non ferisce ma rimargina. Dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no. Si deve, si può, lo so, è facile parlare ma non si può, non si può, far male non è amore, no, dire di no, si può dire di no. Si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può dire di no, si può dire di no, si può dire di no, si deve, si può. Questa settimana non si può dire di no neppure oggi quando entrerete in farmacia, perché c'è la raccolta farmacia per i bambini. Voi sapete quanto ci tengo, ho bisogno del vostro aiuto, perciò non dite di no, troverete le associazioni combattentistiche che vi accoglieranno per capire e farvi capire l'importanza di questo dono che sono i farmaci da banco, i pannolini, gli omogenizzati, tutto quello che serve ai bambini perché le famiglie non hanno la possibilità di prenderli. Questa è la realtà cruda, è andata molto bene venerdì, mi hanno detto, sentiremo anche in settimana, volevo pregarvi questa mattina chi si reca in farmacia, questa mattina tutto il giorno fino a venerdì, di donare questi prodotti. Detto questo non si può dire di no, invece si può dire di no a situazioni che forse non ci rendiamo conto che sono delle situazioni delicatissime che vanno interpretate, ma non si è all'altezza, non vogliamo vedere, non vogliamo sentire, siamo troppo occupati a fare altro. Dire di no è difficile perché un no porta impegno, devi spiegare quel no. Ne parleremo questa mattina con Pablo Perissinotto, cantautore. Avete sentito questa bellissima canzone, ma queste parole molto importanti per capire cosa si può fare
noi piccolini, ma tutti noi se mettiamo una goccia facciamo qualcosa, forse ce la faremo ad ascoltare questi ragazzi, a guardarli negli occhi e capire cosa c'è in molti di loro che non va. Allora Pablo Perissinotto, grazie di essere qui, so che poi darai anche il posto a Beatrice Reina, è una titolare, un'imprenditrice che ha deciso di fare un concerto durante l'orario di lavoro, perciò interromperà questa catena solita per dare anche lei un contributo e poi sentiremo. Allora Pablo Perissinotto, che idea ti sei fatto? Ti ringrazio di essere qui questa mattina perché è molto importante parlare di queste situazioni che sono veramente incredibili e difficilissime da capire. Prego. Qui diciamo che c'è un incremento del dramma dovuto a un'età veramente giovanissima, considerando insomma, che comunque stiamo parlando della 105esima vittima dell'anno, però in questo caso specifico ci sono delle caratteristiche che sono veramente ancora di più sconcertanti e raccontano un malessere che non abbiamo assolutamente compreso. E quando succedono queste cose veramente cerco sempre di generalizzare, nel senso che non può essere una cosa legata solo a un caso specifico. Proprio ieri ho voluto scrivere un post su Facebook perché ero con i miei due figli, io ho un figlio di 4 anni e un figlio di 14 anni, quindi insomma c'è una certa distanza temporale uno dall'altro e proprio ieri ho voluto parlare a loro, nonostante insomma, abbiano 2 gradi di interpretazione molto diversi perché hanno 2 età diverse, ma ho voluto parlargli subito perché ho sentito l'esigenza di fare qualcosa immediatamente, di raccontargli questa storia, di raccontargli questa notizia ed è l'unica cosa che secondo me oggi come oggi dobbiamo fare, cioè la reazione più rivoluzionaria che possiamo intraprendere di fronte a queste notizie così drammatiche, così incresciose, incredibili e bestiali è quella di cominciare veramente a parlare con i nostri figli. Io non trovo altra soluzione. E di fargli capire cosa sta succedendo nel nostro paese, di fargli capire che la violenza di genere è una cosa ormai quasi quotidiana e che bisogna cambiare assolutamente approccio culturale sul tema e l'unico modo che possiamo fare è quello di cominciare a parlare con i nostri figli perché un giorno non si debba dire pensavo fosse un bravo ragazzo. Allora saluto anche Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, secondo mandato, centrosinistra. Buongiorno Sindaco, grazie di essere qui. Io parlerei con lei di una cosa che mi sta molto a cuore. Forse penso di essere stata una o delle poche che abbiamo iniziato da anni a parlare di cambiamento maschile. Questo cambiamento maschile che tutti noi dobbiamo iniziare a fare parlando, dialogando con i nostri mariti, con i nostri fidanzati, con i nostri figli, con i nostri fratelli, con i nostri amici. Questo cambiamento maschile, Sindaco, che l'uomo non lo sente, pochissimi. Noi abbiamo questi centri di ascolto, ma lo hanno detto le donne, i responsabili, gli addetti ai lavori, se non sono tirati per la giacca e pochi non si avvicinano a questi centri di ascolto, perché il problema non è loro, non lo toccano, non lo sentono. Qual è il problema? Non è vero che faccio questo, è mia moglie che si inventa tutto, è la mia fidanzata. Voi sindaci siete in prima linea, ecco, forse siete quelli con quei servizi sociali del territorio, dovreste essere più vicini anche a questo cambiamento maschile, ma si investe poco, soldi ne avete pochissimi, non avete una coperta, dico sempre, ma avete un coriandolo di coperte, le esigenze sono tanti. Ma i numeri che ci sono numeri che fanno rabbrividire, ma non sono solo in Italia, là il problema grande, è un problema che coinvolge l'Europa, però io sono in Italia, sono nel Veneto, io mi sento italiana, mi sento veneta, mi sento europea, ma a questo momento ho il problema nel mio territorio e devo risolverlo in qualche maniera. Dove vado e cosa faccio? Secondo lei, Sindaco? Prego. Allora, buongiorno a te, al tuo ospite, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Guarda, il tuo ospite ha ricordato correttamente un numero, cioè siamo alla 150esima vittima di femminicidio in 105? Italia. Sì, 105.
Esatto, da gennaio 2023 siamo alla 105 no, vittima. 150, sennò è da spararsi, No, sindaco. 105. Vittima di femminicidio in Italia. È un problema che non è di quest'ultima settimana, non è di questo anno 2023, è un problema che si trascina da diverso tempo, che si sta sempre più acuendo. I motivi sono svariati, sono molteplici, manca, non lo so, non sono in grado di dire il perché. Manca l'educazione, manca la formazione, mancano dei no seri anche all'interno della famiglia, quindi anche all'interno della famiglia stessa, dove i genitori si mettano a parlare con i propri figli di questa problematica, dell'importanza del rispetto di chi hai di fronte, di qualsiasi sesso, di qualsiasi religione, di qualsiasi aspetto. Manca un po' di formazione all'interno dell'ambito scolastico, mancano tante cose. Io non posso parlare per gli altri comuni, io posso dire quello che sta succedendo ad Asolo e in altri comuni del nostro territorio, della Pedemontana e dell'Asolano da alcuni anni. Io posso dire che ad Asolo da ormai 7 anni esiste una casa di prima accoglienza per donne vittime di violenza e non è mai vuota. Asolo, casa di prima accoglienza per donne vittime di violenza e non è mai vuota, mai. Accogliamo sia donne che minori vittime di violenza. Ci sono degli sportelli di ascolto diffusi su tutto il territorio. Ci sono anche degli sportelli di ascolto non solo per le donne che vogliono, che subiscono la violenza e quindi vogliono iniziare un percorso per migliorare la loro situazione, ma anche per uomini che iniziano a rendersi conto di non essere più in grado di rispettare la donna che hanno a fianco. E anche questo piano piano sta prendendo piede. Come ha detto, scusi sindaco, piano piano, molto lentamente. Molto lentamente, è un passo ed è importante comunque sottolinearlo anche questo. Secondo me l'azione deve essere a 360 gradi, perché Mirella è inutile che ce lo nascondiamo, ma tra poco, una settimana, 10 giorni, non se ne parlerà più. E invece tutti, che sia il sindaco di torno, gli amministratori, i politici o gli organi di informazione, devono continuare a battere il tasto su questa situazione. Noi all'interno delle nostre scuole abbiamo anche, sostenute dal Comune, quindi da risorse del Comune attraverso una cooperativa, uno spazio ascolto dove intercettare gli alunni, sia maschili che femminili, che hanno dei problemi di tipo psicologico, dei problemi di tipo relazionale con l'altro, dei problemi di tipo relazionale all'interno della famiglia. E devo dire che alcune situazioni di violenza all'interno dell'ambito familiare l'abbiamo scoperta attraverso questa porta, questa finestra aperta nei confronti dei ragazzi. Parliamo di ragazzini di 10, 11, 12 anni. È un fenomeno ancora sommerso, magari lo vogliamo tenere nascosto, magari abbiamo paura, molte donne hanno paura e vergogna. Anche questo è un tema secondo me da scardinare, non c'è assolutamente da avere vergogna, anzi il messaggio forse che dobbiamo dare è quello di rivolgetevi quanto prima ai servizi sociali e agli sportelli di ascolto, recatevi in pronto soccorso. Tu sai che tipo di attività di professione faccio e all'interno dei pronto soccorsi ci sono delle persone, tutte, che sono state formate per ascoltare, raccogliere e indirizzare in modo corretto le donne che sono vittime di violenza. Sindaco, la interrompo un secondo, se no sì. Sa come funziona la trasmissione, mi cade la linea perché abbiamo in attesa Rinaldo da Venezia, poi riprendiamo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Veloce, mi raccomando. Sì. Purtroppo è un'ecatombe, perché 105 donne uccise e non viene ancora finito l'anno.
c'è un problema, è una cosa grande. Lo Stato dovrebbe anche nei servizi sociali, dai centri di salute mentale, se i genitori in famiglia hanno un problema, si rivolge a questi centri e cerca di recuperare il figlio. Ne deve essere qualche modo per fermare questa strada, perché e poi è una roba che va sempre più avanti, non diminuisce, è sempre più grande. Ma non capisco cosa che ha in testa questi giovani o chi deve cambiare. Una volta non vedeva queste robe che qua, si vedeva qualche caso sporadico, ma adesso è diventata anche una roba che non interessa più nessuno e passa tanto, è talmente usuale che non fa. Guarda cosa mi è successo adesso con l'ultima, tutta l'Italia, va bene, ed era ora, perché adesso c'è due famiglie da aiutare, quella che si è morta e quella che lo va a fare, perché è una roba non riesco a capire, perché come con la mente umana non ti vuoi più bene, non sei più d'accordo, sei giovane, avevi 20 anni, avevi la vita davanti ragazzi, muovevi in armonia, se ti vada a fare la sua strada, non stai arrivando a questo punto, dorme nelle finché vuoi, e a 20 anni ti dà una vita davanti, piccolo adesso, con quello che devi combinare, ti dà rovinare la vita di 30 persone, dei genitori, di tuo papà, tua mamma, tuo fratello, è una roba assurda, muovendosi bene, chi ne trova un'altra, bisogna che deve in testa, che nel mondo non si può vivere in questa maniera, bisogna vivere bene, tranquilli. Grazie Rinaldo, grazie, molto chiare le tue riflessioni. Ti ringrazio Rinaldo, prego Pablo per il Sinotto, poi torneremo anche dal Sindaco, il tempo corre, è tiranno con noi. Prego, cosa vuoi aggiungere a quello che hai come commentare le parole del Sindaco Migliorini e anche di Rinaldo? Mi allineo ovviamente alle parole del Sindaco, credo moltissimo nella formazione, credo che sia arrivato il momento di intraprendere dei progetti di comunicazione con i ragazzi e che il tema deve essere centrale sulla discussione politica, sulla discussione scolastica e deve essere un argomento ormai seriale in tutti i contenitori dove partecipano delle persone per ascoltare delle questioni legate ai temi sociali. Non possiamo più far finta che sia una situazione così sporadica, è una situazione ormai, vediamo, 105, no, in Italia in realtà è una piaga sociale conclamata ormai da tantissimo tempo. Questa notizia terrificante ho visto che è arrivata agli effetti della cronaca nazionale, ma soprattutto perché poi si è dilungata nel tempo e quindi anche ha creato quella sorta di passione, no, popolare, ed è per questo. Deve continuare invece una grande e forte terapia di fronte a un male che ormai è diffuso. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, io spero vivamente di non vedere più né scarpe rosse, né panchine rosse, né palloncini rossi, né applausi. Credo che non abbiamo bisogno di colore della violenza, sai. Come ha detto il dottor Baciali ieri sera verso le 20, così ha fatto un bel discorso, ma che vorrei che lo mandassi in onda. E il signor Gino, una persona che si è preso la desolazione anche dei genitori di Filippo, molto e molto cosciente, non ho parole. Vi ringrazio. Grazie alla nostra Giusy. Sindaco, però lei ha detto la donna si vergogna. Certo che ci vergogniamo, certo, perché non abbiamo supporto. Cosa c'è dopo la panchina, Sindaco? C'è la casa di accoglienza. Ma scusatemi, e lo dico anche a lei, Sindaco, è anni che lo dico, ma vogliamo capire che forse anche in Parlamento le nostre donne dovrebbero premere che c'è il braccialetto elettronico e dobbiamo portare via questo uomo dalla casa col braccialetto elettronico e metterlo lui in casa di accoglienza e non portare via questa donna con i bambini creando dei traumi terribili
perché pensate anche a queste creature che devono rivedere tutto il loro modo di vivere quotidiano. Pensate a questa donna che si vede all'improvviso spostata in una casa sicura. Ma scusate, è l'uomo che ha sbagliato, ma come mai l'uomo rimane nella casa? Perché i signori politici maschi fino adesso hanno pensato sempre che la cosa più semplice era togliere questa donna dalla propria casa con i propri figli, portarla in un'altra casa, che è la casa accoglienza, con dei costi incredibili per i sindaci che avete sentito, sono sempre occupate, senza pensare invece che forse dovremmo agire in maniera diversa. Ecco, l'uomo rimane nella casa dopo che l'ha picchiata, che l'ha violentata, che l'ha stuprata. Portiamo via lei con i loro bagagli, questi poveri bambini, ragazzi, e poi pensiamo perché i ragazzi vanno fuori di testa. Io ho già detto, io ho seguito queste cose, io avevo questo ragazzino che scappava, sindaco, dalle case famiglia, 3 volte è scappato e lo trovavano sulle case della Scala dove abitava prima. Ma vogliamo capire che forse non ci siamo proprio, che si vergogna la donna, per forza mi vergogno. Dove vado? Cosa faccio? Il paese, i cittadini, i paesani, cosa dicono di me? Cosa diranno di me? La famiglia che continua a dire ma stai buona, porta pazienza, vedrai che passa, non è come dici tu, pensa ai figli. Ma cosa vogliamo da queste donne? Se siamo arrivati a questo punto e hanno fatto tante battaglie, ho visto donne, non ho visto uomini, pochi, sindaco, pochissimi. Le donne che si tirano sulle maniche e continuano a lanciare dei messaggi anche importanti, ma non veniamo ascoltate, devono ancora decidere in Parlamento cosa fare. 105 vittime, finalmente sembra che qualcosa si muova, voglio vedere cosa e quando. Prego, sindaco. No, Mirella, tu come sempre hai ragione. Hai sottolineato bene che è una normativa nazionale e io mi auguro che nel più breve tempo possibile c'è questa proposta di legge che dovrebbe andare, dicono, in Senato a breve per tutelare ulteriormente le donne, cercare di bloccare i femminicidi. Vediamo se lo fanno, vediamo se finalmente riescono, maggioranza e minoranza, a mettersi d'accordo e a votare questa caspita di legge nel giro di pochi giorni, perché se c'è la volontà e la voglia politica di far fronte a questo tema, a questa brutalità nel confronto delle donne, io penso che nel giro di pochi giorni possono mettersi d'accordo e votarla in Senato senza perdere ulteriormente tempo. Hai detto anche correttamente, e lo sottolineo, la donna viene allontanata, è un bruttissimo termine, dal proprio contesto familiare, perché non è solo l'uomo che fa la violenza, ma c'è anche tutto il contesto della famiglia, degli amici, dei parenti, del paese che vanno contro la donna. Non è che proteggano la donna che subisce violenza e prendono a calci nel sedere l'uomo che lo fa. E qui torniamo ancora al discorso culturale, cioè ne abbiamo veramente tantissima strada da fare per cambiare ma questo. Ma iniziamo a portare via l'uomo, sindaco, lo dica anche ai politici che conosce come lo farò io, iniziamo a portare via lui col braccialetto elettronico e lasciare lei nella propria casa. Sindaco, la interrompo perché abbiamo Sandra da Padova. Vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. Io ieri, come penso tantissime persone, mi sono sintonizzata sia su Focus quando ho sentito la notizia e sia su Antena 3 Veneto. Ho seguito fino a ieri sera tardi e devo dire ho sentito anche il psichiatra Casteller che ha detto una cosa giusta. Il borderline non è visibile se non ci sono degli esami specifici a livello medico, perché io posso raccontare un esempio. Noi abbiamo un amico che per tanti anni, famiglia anche di medici, aveva queste doppia personalità,
un professionista apprezzato, bravissimo, però poi aveva dei momenti di violenza contro la moglie. Dunque non si rendeva neanche conto di quello che faceva. Dunque io accusare il papà e i genitori del ragazzo, dei genitori cercano di fare il possibile e sono vittime anche loro. Dunque sta ragazza che è stata uccisa così, io guarda Mirella, ce l'ho sempre in mente, è massacrata, perché purtroppo le donne col 68 hanno acquisito una libertà che prima giustamente non c'era, perché la donna aveva un ruolo subalterno, parliamoci chiaro, fino all'altro giorno c'era la legge che si poteva uccidere la donna se tradiva il marito. Per fortuna questa legge è stata smantellata. Però dico anche un'altra cosa, non ho mai visto processioni, fatte da uomini, tutte, sempre quando c'è la vittima, la donna, ed è giusto fare le processioni perché è un modo di esprimere la solidarietà, come ieri che ho visto fino a tardi. Sandra, scusami, ma devo chiudere perché devo mandare anche la pubblicità, allora, ma sei stata molto chiara. Gli uomini devono imparare, gli uomini giovani di tutte le età, mariti, amorosi, quello che è, devono imparare, e le manifestazioni devono farle anche gli uomini. Grazie Sandra, grazie, molto chiara. Allora Paolo Perissinotto, come commentiamo queste telefonate? Ecco, sono telefonate che fanno riflettere che forse i genitori non hanno colpa. È anche vero però che Paolo Crepetta ha detto, questo grande uomo che ha coraggio di dire la verità, tanto è vero che ha ascoltato tantissimo dai ragazzi, non si diventa lupo in una notte. Ecco, questa la dice lunga su quello che invece tutti quanti, compresi i genitori, dovrebbero fare un passo più avanti e forse guardare e ascoltare di più i propri figli. Prego. Sì, ripeto esattamente quello che ho detto prima. Non è sufficiente fermarsi a non vedere delle avvisaglie e quindi pensare che quello possa essere sufficiente per assicurare il figlio a una vita normale. Invece dobbiamo essere noi a capire che dobbiamo entrare nella vita, nella mentalità dei nostri figli, e far pensare a loro, far credere loro che insomma è un tema importante, a cui ci teniamo, e dargli la possibilità di elaborare costantemente il concetto della violenza di genere, cosa che secondo me è la cosa che manca da parte di molte famiglie, motivo per cui poi si cade dalle nuvole quando succedono delle cose così drammatiche. Anche perché qualche segnale c'era, 40 telefonate su una giornata, questo ragazzo che dice al padre io mi ammazzo se non ho più questa ragazza. Cioè, io capisco anche Sandra e anche Giusy e Rinaldo, però capite che questo vuol dire fragilità, vuol dire che questo ragazzo in questo momento è stato anche bravo perché è riuscito a dire io sono distrutto, ed è qualcuno che deve intervenire. Si può sempre pensare che sia come si diceva prima, questo povero papà di Filippo che ha detto io pensavo, vabbè, trovatene un'altra, passerà. È in quel momento che qualcuno che non è il genitore deve farsi aiutare per far capire che forse c'è qualcun altro che può dare delle risposte, può aiutare questo ragazzo in un momento incredibile. Ecco, questo ragazzo che aveva dato dei segnali un po' di possessività, di ossessione verso questa ragazza, e noi dobbiamo anche smetterla di fare le crocerossine, sempre ci fa pena perché lei era buonissima, l'avete vista, lei faceva fatica a allontanarlo perché sperava un po' alla volta di riuscire a fargli capire che questa relazione non poteva durare e non si sarebbe mai immaginata che lui arrivasse a questo. Però qualcun altro sì, a mio avviso. Ad esempio anche quel vicino che ha sentito queste urla. Io se sentissi una cosa del genere, ma anche tu Paolo andai a vedere cosa sta succedendo. Beh, certo. Con tutti i segnali che abbiamo, non mi fermerei solo a fare il 112, però c'è anche questo, la paura di esporsi
di andare a mettersi in mezzo. Ecco, noi abbiamo questa riserva. Mi ricordo anche su degli incidenti particolari, quando ci sono questi familiari, non andarlo a trovare, guai. No, loro hanno piacere invece. Certo. L'ho provato io, anche se non ti conoscono, forse anche meglio l'abbraccio della comunità. Ecco, anche qua fa pensare che forse culturalmente dobbiamo cambiare, perché dobbiamo iniziare anche noi a mettere quella famosa goccia nell'oceano per aiutare, o sbaglio, Pablo? Sì, diciamo che la nostra è una società tremendamente individualista e che anche vede come virtù quasi farsi sempre gli affari propri, e invece no, secondo me c'è un dovere morale, etico rivolto verso la comunità che a volte può fare veramente tantissimo. In questo caso, secondo me, diciamo che una piccola spinta verso un epilogo così drammatico lo hanno dato in tanti, appunto, non riuscendo in una chiave di lettura a volte anche molto evidente, dati segnali del ragazzo che ha detto, secondo me, delle cose importanti da un punto di vista psicologico, cioè perché si intravedeva che c'era un disagio molto forte, e lì diciamo che c'è stata un approccio molto superficiale da parte. Questo non significa dare delle colpe, significa invece però ammettere che bisogna un po' cambiare mentalità. Ecco, crescere un pochino, Esatto. Aiutare un po' di più. Esatto. Io penso a quella signora anziana che è caduta proprio qui a Treviso alla stazione, era caduta per terra e ha detto nell'indifferenza totale, passavano e nessuno mi chiedeva cosa stai succedendo, l'abbiamo visto, cioè non è che io racconti delle storie inverosimili. Pensate all'indifferenza, io capisco chiamare le forze dell'ordine, ma se senti che una ragazza urla, che ha bisogno di aiuto, ma io suono tutti i campanelli e vado a prendere altre persone per andare a vedere cosa succede, certo. Perché non bisogna andare neanche da soli, non si sa mai qual è la scena che può capitare. Ecco, questa indifferenza che io noto nel mondo della fragilità, per questo parlo così, perché la noto. La società è così, c'è una parte meravigliosa, ma ragazzi ce n'è un'altra parte che possiamo parlarne. Prego, Sindaco. Sì, possiamo parlarne veramente molto. E, guarda, tu hai portato l'esempio di quella signora caduta lì a Treviso nel sottopassaggio, ma sai quante volte in situazioni ad esempio di incidenti stradali, di malori in strada o quant'altro, le persone, anziché essere vicino all'infortunato o fare qualche manovra salvavita, spesso e volentieri le troviamo con cellulari, fare la diretta, postarla di qua e postarla di là. E questo mi fa veramente rabbrividire e ci aiuta però anche a capire che veramente dobbiamo intervenire su questa parte della società. Hai detto correttamente, c'è una parte bellissima che la viviamo tutti i giorni, solidaristica, pronta e quant'altro, e un'altra parte invece che è individualista, che se ne frega dell'altro, che se ne frega dei rapporti corretti, che la vediamo con questi che fanno le riprese, che la vediamo col bullismo nelle scuole, che la vediamo nel menefreghismo in alcune e diverse situazioni. Il ragazzo, ho letto questa mattina, pare che avesse anche iniziato un colloquio con un psicologo dell'università. E è stato recepito questo aiuto, non è stato recepito, ci sono le persone formate per fare questo, non ci sono, cioè io dico, in questo momento dovremmo anche riflettere su cosa possiamo fare, dove dobbiamo mettere di più l'attenzione per prevenire sempre di più questi fenomeni ed educare tutti, in primis queste situazioni di borderline, individuarle ed agire in comunità con l'ambiente scolastico e con la famiglia. D'altra parte, Mirella, tu sai che quanto il sistema sanitario sia un po' in sofferenza in alcune specialità, e guarda caso una di queste è proprio la psichiatria, perché non si trovano più psichiatri, e chi meglio di loro potrebbero essere le persone giuste per cercare di non solo fare prevenzione ma anche intercettare queste situazioni di difficoltà.
Difficoltà che tra l'altro, non dimentichiamoci, si sono ulteriormente acuite nei rapporti interpersonali, nei rapporti sociali, nei rapporti familiari, subito durante e post Covid, che è stato devastante per la nostra società. Ma io non penso sia tanto il Covid, mi dispiace Sindaco a contraddirla, io penso che siamo noi che culturalmente non ci siamo proprio anche prima del Covid. Non ci siamo proprio perché questo patriarcato, matriarcato, ecco, le conseguenze ce le portiamo anche adesso, perché in famiglia non se ne parla di queste cose, Sindaco, anche se siamo nel 2023, la sessualità in famiglia, sfido a sentire quanti giovani ne parlano con i loro genitori, anche se hanno questi genitori molto giovani che si fanno chiamare quasi fratello e sorella o amico e amica, invece di parlare di temi importanti, che questi ragazzini giocano con i loro corpi senza neanche capire quanto male si possano fare, perché è un gioco, perché nessuno gliel'ha insegnato, che invece dovrebbero trovare l'amore e le emozioni, questo emozionarsi. Detto questo, a questo punto andiamo in pubblicità. Il mondo oltre a quella porta, vedi, lui mica lo sa, e anche a dirlo non ti ascolta. Gli piace urlare e giudicare, decidere già che cosa sei. Ti chiama goccia e tu sei mare, e gioca a 1 contro 6. Ma se solo ti avvicini e se ascolti forse niente, ma è una casa qui per te, perché tutta quella gente, quando è notte, poi dov'è? E allora ascolta questo suono impercettibile, rumore che fa casino più di un tuono. Dormi stanotte sul mio cuore, ma se solo ti avvicini e se ascolti
e abbiamo sentito Pablo Perissinotto con questa bellissima canzone Dormi stanotte sul mio cuore, che ha lasciato il posto, e lo ringraziamo, alla nostra Beatrice Rein, titolare di questa azienda di imballaggi. Concerto in orario di lavoro, sensibilizziamo contro la violenza sulle donne. Allora, cosa ci vuole dire, perché questa decisione come imprenditrice, proprio su un posto di lavoro dove abbiamo sentito anche molte donne, anche uomini, che hanno detto sì, ci sono queste molestie, ma anche l'uomo deve fare un passo in più per fermare questi uomini che fanno queste cose. Prego. Sì, allora diciamo che l'iniziativa è nata proprio perché io e la mia famiglia vogliamo fare in modo che ci sia maggiore consapevolezza da parte di donne e uomini, e soprattutto perché comunque molto spesso non ci rendiamo conto che la violenza non solo è fisica, ma passa per forme di violenza verbali, psicologiche, anche sul posto di lavoro. Proprio per questo abbiamo deciso di fare questo concerto, perché crediamo che possa lasciare anche un messaggio più pieno, più ricco, più perché no, anche innovativo alle persone che lavorano con noi, e soprattutto perché è un tema che tocca tanto me, la mia famiglia, mio fratello. Siamo quasi coetanei, io e mio fratello, quindi teniamo molto al tema, e soprattutto pensiamo che sia importante anche la formazione sociale dentro in azienda, non solo formazione tecnica o formazione, diciamo, commerciale o qualsiasi essa sia. E ecco perché il motivo di questa decisione, che per noi è veramente importante. Infatti non vediamo veramente l'ora di fare questo concerto. Rimbocchiamoci le maniche e partiamo cercando, come ha detto Elena, la sorella di Giulia, dobbiamo partire subito, non serve piangerci addosso, dobbiamo iniziare a muoverci. Abbiamo Mirella da Riese. Ciao Mirella. Sì, buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, la storia di ieri mi ha commosso tantissimo, perché sono stata sempre in televisione a seguire e mi ha veramente commosso. E la storia un po' simile l'aveva mio figlio, che ha conosciuto una ragazzina a scuola e le voleva un bene da matti, perché se lui non era a scuola ammalato, lei andava a casa, non voleva. Una storia veramente allucinante, perché erano due fidanzatini da grandi. Purtroppo a 24 anni lei è mancata, aveva la leucemia e dovevano sposarsi. Pensa che storia. Ho dovuto seguirlo, andare dietro a mio figlio, perché voleva farla finita, perché le mancava questa donna. E l'ho seguito, l'ho portato da un psicologo e le hanno detto che insomma è mancata la sua ragazza, e vedrai che insomma ne vieni fuori, che devi insomma cominciare una vita diversa. E adesso si è sposato con una, felice e contenti, e avanti. Però i genitori bisogna seguire i figli. Se c'è un problema, parlare, non fregarsene via e scappa e qua là. Non serve a niente. I genitori bisogna seguire i figli e basta. Guarda Mirella, ti ringrazio tantissimo di questa preziosa testimonianza che fa capire l'importanza del dialogo. Questo ragazzo che aveva la mamma vicina in un momento terribile per lui, penso una cosa inaudita, incredibile, non ci credi quando te lo dicono. Però questa mamma che ha capito l'importanza di stare vicino al figlio, di parlare, di capire, di supportarlo. Veramente grazie Mirella e un grande abbraccio da tutti noi. Allora, Reina, quello che volevo capire, ma come vede lei questo uomo in azienda? Com'è l'uomo in azienda? In generale, naturalmente, beh, giustamente dopo ognuno. Sì, l'uomo in azienda, a prescindere dall'età, dalla cultura, è un uomo secondo me che non è mai abbastanza consapevole di quello che ha di fronte, non solo in azienda, anche in casa, però noi in questo momento stiamo parlando dell'azienda. Come dicevo prima, quello che spesso si sbaglia nelle aziende, e io ci sono passata, è l'utilizzo delle parole sbagliate. Basta una sola parola, una sola, e quella parola per me è una violenza, perché comunque induce la donna ad avere dei pensieri negativi su se stessa, e poi magari può succedere anche sulle altre, sul proprio lavoro soprattutto, che è una cosa secondo me bruttissima.
Ecco perché comunque dico che l'uomo non è ancora abbastanza consapevole per me. E certo, lo diciamo sempre, ci sono chiaramente uomini fantastici, io sono molto contenta di tutte le persone che lavorano all'interno della nostra azienda e sono anche orgogliosa perché comunque è un gruppo meraviglioso, però soprattutto con questa iniziativa l'obiettivo è quello di trasmettere un messaggio, il messaggio che stiamo attenti a quello che diciamo, a quello che facciamo, a quello che pensiamo sia giusto soprattutto, perché tante volte non lo è e non ce ne rendiamo conto. Senta Reina, ma quando lei adesso ha detto appunto io ho provato questa parola, nel momento che senti questo uomo che ti dice una frase, basta una parola come ha detto lei per sentirti umiliata, il primo impulso è stato di reagire oppure abbassare gli occhi e far finta di niente? C'è stato un processo di crescita per me personalmente. All'inizio ho abbassato gli occhi e quello è stato forse la cosa che ha fatto più male. Poi la mia fortuna è che ho dei genitori che per fortuna mi hanno aiutata perché ne ho parlato, io ho avuto la possibilità di parlarne in famiglia e ho capito. Probabilmente però non ho ancora capito abbastanza perché probabilmente ci sono ancora parole che non vanno bene e che magari io stessa lascio andare perché magari ne ho imparate alcune, delle altre no. Questo è per dire che c'è sempre da imparare, secondo me, sul tema, c'è sempre da migliorare e adesso però si reagisce, perché se non si reagisce non si va avanti. Come ha detto lei, in Bisogna famiglia, parlarne. con i genitori, con Esatto. i fratelli, col marito. Io penso che anche noi donne poi abbiamo una certa sensibilità e volevo proprio parlarne con lei, Reina, nel senso che non è delle volte solo la parola, è anche lo sguardo che noi riusciamo a capire, che ti lascia con le spalle al muro, perché è uno sguardo che ti spoglia, che ti guarda in maniera non bella, noi lo percepiamo e quello sguardo ce lo portiamo avanti per tutta la giornata, non è che ce lo dimentichiamo. Perciò io vi prego, uomini, quelli che ci stanno sentendo, che quando volete guardarci, perché noi siamo veramente belli, ci prepariamo, perché siamo così, siamo donne, cercate di guardarci nella maniera giusta, con uno sguardo che fa piacere anche a noi, non con uno sguardo che deve far piacere a voi, perché sotto quello sguardo c'è qualcos'altro. Vorrei prenderti, vorrei pigliarti, vorrei aggredirti e farti tutta mia, perché così dite con quegli sguardi che noi riusciamo, voi no, voi non li capirete mai, guardate, o pochi, molto pochi, forse Pablo, ma perché anche una compagna, una moglie deliziosa che forse le regole le ha messe prima. Ecco, forse noi dobbiamo mettere anche delle regole a questi uomini, capire che fino a là devono arrivare e forse anche lentamente, perché noi ci siamo e saremo pronte anche a ribellarci a questo modo di parlare, di agire, anche di guardare. Questi sguardi che delle volte sono veramente di uno squallore unico. Assolutamente. Sbaglio? Assolutamente sì. Gli sguardi troppo profondi e anche gli sguardi mancati, se posso dire. Perché quando siamo in riunione sono tutti uomini, tranne te donna, guardano tutti fuorché te. Perché chiedono l'opinione a tutti fuorché a te. Perché? Cosa vorrebbe dire a questi uomini, Reina? Lei che sta facendo, e grazie anche alla famiglia, che ringrazio io personalmente, a questi imprenditori che hanno deciso di rimboccarsi le maniche e di cercare anche loro di fare qualcosa durante l'orario di lavoro, importantissimo, perché è là che vengono le molestie. Le molestie vengono in famiglia e all'interno del lavoro. Nel 2023, parliamone, prego. Esatto. Io sinceramente vorrei dire che non c'è molto, in realtà non c'è moltissimo da dire. Penso che ci sia bisogno di fare questa formazione, ci sia bisogno di aprire gli occhi, ci sia bisogno di far capire agli uomini quale sia il modo corretto di approcciarsi alle donne, appunto in famiglia e al lavoro. E ci sia bisogno soprattutto di trovare un rifugio che può essere sì dentro in azienda, ma soprattutto deve essere in famiglia. Noi come famiglia vogliamo essere un rifugio in azienda perché abbiamo la possibilità di farlo, cercheremo di continuare a farlo, però spero che appunto la famiglia e le persone care possano diventare un'ancora di salvezza per chi sta vivendo dei momenti di
difficoltà, uomo o donna che sia, perché comunque anche gli uomini possono essere consapevoli di quello che stanno facendo e hanno bisogno di parlarne per migliorarsi sempre. E soprattutto anche abbiamo avuto proprio le esperienze che abbiamo vissuto sulla nostra pelle di questi consiglieri regionali che usano certi termini e poi, ma in fin dei conti cosa ho fatto, cosa ho detto, ma io non volevo dire quello, volevo dire no, tu hai detto quello che hai detto. E soprattutto questa politica che cerca anche di difendere. Abbiamo visto addirittura le prese di posizione che hanno detto ma non era il caso di assalirli, di espellerli, ma ci mancherebbe altro, ma alla fine cosa ha fatto? Poi anche queste donne che poi non hanno il coraggio di andare avanti, che ritirano le denunce perché la linea politica è un'altra, ma invece bisogna capire che se uno sbaglia deve pagare, punto. Se uno sbaglia, se un uomo sbaglia a comportarsi, deve pagare, perché dobbiamo iniziare a parlare con loro. Noi abbiamo già fatto la nostra parte, stiamo facendola tutti i giorni. Sono gli uomini, molti uomini, non tutti. Voi sapete che io non sparo nel mucchio, come ha detto Pablo Perissinotto e anche Beatrice Reina, ce ne sono di bravi, di buoni, ma quelli non mi interessano e sono già bravi, perciò li abbiamo già. Noi dobbiamo andare a parlare con quelli che non vogliono ancora ascoltare, che difendono l'indifendibile, che poi questi messaggi vengono portati a casa, queste mogli, ma si rendono conto di dire a tuo marito ma sei fuori di testa, ma sei imbecille, ma come ti permetti a dire certe cose? Chissà cosa avranno detto queste mogli, queste compagne. Tutto è permesso a loro? No, non è permesso un fico secco. L'educazione, il rispetto. Noi non dobbiamo più sentirci umiliati, parlo in generale naturalmente, perché è questo che succede. Quando ho detto che quello sguardo ce lo portiamo avanti tutto il tempo, Reina mi ha dato ragione, perché è così. Ci rovinate le giornate con questi sguardi terribili, ma di cosa cercate? Ma cosa cercate alla fine? L'oggetto oppure questo fiore bellissimo che sono queste ragazzine, queste donne che diventeranno donne, questi bambini innocenti. Grazie anche a Beatrice Reina, grazie per questo messaggio, questo concerto in orario di lavoro per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Grazie, pubblicità. Allora abbiamo ospite questa mattina anche Alfonso Pozzobon, presepista di San Marco di Resana, che ha portato anche questa meraviglia di presepio che adesso inquadreremo. Guardate quanto bello, cosa riesce a fare Alfonso Pozzobon con queste mani d'oro, ecco, questa creatività che ha sempre avuto. E chiedo anche al sindaco, grazie Alfonso di essere qui con Mirella, c'è anche la moglie che ti sta guardando, che l'ha aiutato anche a portare il presepio, e la Mirella era seduta. Allora, Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, prima di salutarla, volevo chiedere i valori, ecco, emozionare con i valori, con le tradizioni. Il Natale è unico, non c'è niente più bello del Natale, i presepi, l'albero di Natale. Ecco, sindaco, come vede il presepio in un momento proprio, la striscia di Gaza, la Palestina, l'Egitto, pensate, ecco, chissà Gesù dall'alto cosa sta dicendo e Dio non ne parliamo, non nominare il nome di Ivano, ma oggi non è invano, è che veramente qualcosa dovrebbe succedere perché queste creature morte, questi giovani, questi anziani, queste famiglie, solo per il potere, per il territorio. Prego sindaco, partiamo col presepe. Fantastico il presepe del Signore, complimenti. Per quanto mi riguarda è una tradizione di famiglia che ci tramandiamo e continueremo a farla, in particolare da quando ho incrociato una bellissima donna che è diventata mia moglie nel 1994 e lei ogni anno... Sindaco, salutiamo sta donna, dai sindaco. Salutiamo la Cristina, è una delle donne meravigliose che ho avuto il piacere di incontrare nella mia vita, perché vedi Mirella, a proposito di donne, io sono fortunato perché ho avuto una grande mamma che ha sostituito mio papà che da piccolo non c'era più.
Sempre mia madre che mi ha aiutato a passare un periodo difficile con la morte di mio fratello. Ho fatto le magistrali dove su una classe di 30 alunni ero l'unico maschio e 29 erano donne. Lavoro in un ambiente per quello dove è cresciuto così bene, sindaco. Per quello è venuto così bene. Lavoro in un mondo dove prevalentemente sono donne e all'interno del comune molte delle posizioni cosiddette apicali sono rette da donne e a loro va veramente il mio grazie, perché senza di loro non sarei quello che sono in... Fermo sindaco, perché abbiamo Delia da Verona. Ciao Delia. Delia? Pronto? Vediamo se riusciamo a prendere Delia, perché poveretta, proviamo a rivedere. Prego sindaco, mi dispiace perché cadono le linee, ma sapete come funziona. Prego, no, prego. Scusate, mi scuso io che mi sono fatto prendere da questo momento. Tornando al presepio, al di là della mia situazione familiare, secondo me è uno dei simboli della nostra cristianità, della nostra società. Da alcuni anni lo facciamo anche all'interno del comune, sia il presepio che l'albero di Natale. L'albero di Natale viene fatto dalla cooperativa Vita e Lavoro con i ragazzi diversamente abili, il presepio invece viene fatto dalla Proloco. Quest'anno avremo per la prima volta anche un percorso dedicato ai presepi che fanno i ragazzi delle scuole elementari e medie lungo la frazione di Villa d'Asolo, perché crediamo fortemente che questa tradizione va conservata e valorizzata. Grazie, abbiamo Delia in linea. Ciao Delia. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Grazie. Allora guarda, adesso ho stato parlando dei presepi, ma io mi collego a prima dei due ragazzi, di Giulia e Filippo. Allora voglio dire una cosa, io sono mamma di maschio e anche di femmina. Non voglio un augurio alle due famiglie perché è un dolore grandissimo, però ti voglio dire, quando Giulia, lui gli diceva se mi lasci mi uccido, Giulia doveva avere la forza di dire ucciditi. Vedrai che Filippo si uccideva perché ha ucciso lei e lui il suo piano è scappato. Se fosse stato come era giusto di fare si uccideva anche lui. Guarda, è una cosa grossa da dire, ma si uccideva se pensava, però il piano è stato bravo di farlo. Allora guarda, io a quei ragazzi lì, a tutti quelli che succedono queste cose, adesso processi, non processi, diranno che ha bisogno di cure, sta dentro in prigione. Dopo studia, si laurea, non lavorano e viene fuori e fa la sua vita. Però Giulia la sua vita l'ha finita e il dolore della sua famiglia è grande. Se io è mio figlio, io le dico guardate, mettetelo ai lavori duri, forzati dalla mattina alla sera. Vedrai che quando è sera gli passa tutto quello che ha sulla testa. Mi dispiace tanto, ma io non perdono queste cose. Perché uccidere una figlia in quella maniera lì vuol dire che non va bene. Se uno avesse un po' di senso direbbe mi uccido anch'io, ho ucciso lei, mi uccido anch'io, non ci siamo più neanche uno. Ma invece ha ucciso lei. E questo è il grave del brutto. Devono metterli alle pene severe, ai lavori forzati, quelli che meritano di fare questo, no? Quelli che sono bravi ragazzi. Vedrai che quando è sera sono stanchi, vanno a letto e non hanno questo per la testa. Scusami, io la penso così, Mirella. Infatti ognuno fa le proprie riflessioni, è giusto, la trasmissione serve a quello per capire anche cosa ne pensate a casa. Adesso abbiamo sentito parlare tutto e questa mattina sentiamo anche le vostre riflessioni su questo, uno dei tanti tragici eventi che abbiamo assistito per una settimana. Allora, Sindaco Migliorini, come ci saluta? Saluto con l'auspicio che da questa situazione tragica possiamo trarne tutti delle profonde riflessioni che ci aiutino a bloccare questa situazione di femminicidio su più ambiti, quindi dal mondo scolastico alla famiglia, alle comunità, alle società, perché bisogna parlarne, bisogna comunque parlarne, cioè tra qualche giorno non dobbiamo dimenticare quello che è stato, ma dobbiamo parlarne all'interno della famiglia, prima di tutto, all'interno anche delle società sportive, delle parrocchie, delle scuole, in qualsiasi contesto, in qualsiasi momento, perché altrimenti cadrà nuovamente nell'oblio.
Grazie veramente Sindaco, però prima di salutarla ascoltiamo anche il nostro Livio da Padova. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, mi ricollego anch'io all'infessioso fatto che è successo di questo assassinio di questa ragazza. Io sono di questo avviso, non so se la ragazza Giulia ne avesse parlato col padre di questa sua relazione che non prometteva niente di buono. Comunque è stata troppo ingenua e non ha immaginato che questo fosse una persona che aveva due personalità. E allora diciamo che la sua ingenuità, la sua bontà, eccetera, le è stata fatale, perché forse se ne avesse parlato col genitore, non so se l'abbia fatto, forse questo gli avrebbe consigliato di non vedere più quel ragazzo, perché non prometteva niente di buono. Questo dovrebbe essere un esempio a molte altre ragazze che hanno dei problemi con i fidanzati, che vedono un comportamento strano o addirittura che non promette niente di buono, a parlarne con i genitori o addirittura a parlarne anche con qualche esperto, con qualche persona che può dare loro un consiglio. Forse eviterebbero la morte. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie, abbiamo sentito anche le riflessioni di Livio, salutiamo il sindaco di Asolo Mauro Migliorini, grazie sindaco, e salutiamo invece il dottor Alessandro Rebonato, presidente regionale Auser Veneto, che è qui con noi questa mattina. Grazie anche a lei dottor Rebonato. Allora io partirei proprio da Alfonso Pozzobon, pregherei di far vedere questa meraviglia di presepio che ha portato questa mattina, ecco, la passione ma soprattutto i valori che tu cerchi di trasmettere con questi presepi meravigliosi che realizzi, che ci hai fatto diventare veramente San Marco di Resana un punto di riferimento non solo per i presepisti ma anche per le persone che vengono a mirare questa meraviglia di presepi che con questa mostra stupenda. Prego Alfonso. Dunque, io ho ricevuto questo talento e io ho cercato di svilupparlo per tutti, perché vedere lo stupore quando arrivano davanti ai presepi della gente, delle persone che rimangono entusiasti, e questo sono 30 anni che facciamo la mostra, perciò mi entusiasma ogni volta che devo fare un presepio, che devo fare qualcosa, cosa devo trasmettere, e sono quei valori che ho ricevuto gratuitamente, che i miei genitori mi hanno insegnato, che io e mia moglie abbiamo insegnato e stiamo insegnando alle nostre figlie e ai nostri nipoti. Che ringraziamo, che è qui presente, grazie veramente, prego. Ecco, mi prende questo entusiasmo perché una volta facevo i presepi fino prima della pandemia, 3 metri per 4, grandi, enormi. Ora purtroppo non riesco più, cioè riuscirei a farli, ma fisicamente non riesco più a farli, e perciò mi devo accontentare di fare questi che sono piccoli, che sono 1 metro circa, e quelli grandi purtroppo, perché se mi inginocchio faccio fatica a venire su. Ecco, questo è il discorso. Anche perché hai già dato, penso, molto, adesso dovresti essere il coordinatore, perché giustamente ecco, sono anche lavori impegnativi, faticosi, non facili. Infatti c'è la squadra del gruppo culturale San Marco, che salutiamo, che è una squadra meravigliosa, perché io le ho trasmesso e loro lo portano avanti. Quando hanno bisogno io cerco di coordinare e le do un aiuto, però non alla sera, al giorno. Perfetto, e ringrazio tantissimo Alfonso Pozzobon e tutta la squadra, compresa la moglie. Allora, dottore Bonato, quello che io vorrei capire con lei questa mattina, lei è presidente regionale dell'Auser Veneto. Quando sentiamo Auser sentiamo diversamente giovani. Questi diversamente giovani, io ricevo le telefonate, dottore Bonato, che sono quasi tutti o moltissimi nella solitudine più totale, anche una solitudine psicologica. Ecco, pensi, dottore Bonato, che mi ha chiamato una signora qui in diretta
tempo fa che ha detto non riesco più a parlare perché non parlo con nessuno, sono completamente sola. E questi avvenimenti come li vivono i diversamente giovani? Perché loro sono attenti, loro si emozionano, piangono, sorridono. Prego, dottore Bonato. Ecco, intanto devo specificare il mio ruolo. Non sono esattamente il presidente regionale, ma faccio parte della presidenza regionale, dove siamo in 3. La presidente è una signora che attualmente questa mattina non può essere presente. In ogni caso io mi occupo della parte che l'Auser gestisce dal punto di vista culturale, quindi sono, diciamo, a livello veneto il coordinatore delle attività culturali dell'Auser. E lei ha fatto benissimo a sottolineare la solitudine che colpisce i nostri anziani, soprattutto le donne, che sono la gran parte delle persone che frequentano i nostri corsi, le nostre attività culturali, le nostre, chiamiamole, università e così via, che decisamente fanno un sacco di robe, ne fanno veramente un sacco, e tutte queste persone sono estremamente interessate ai contenuti, ma soprattutto, ed è quello che vogliamo perseguire, hanno l'occasione di uscire di casa, hanno l'occasione di incontrare altre persone, hanno l'occasione, soprattutto nelle città, di uscire da un condominio dove magari non si conoscono neanche sullo stesso pianerottolo. E quindi, anche se le attività sono una volta alla settimana, 2 volte alla settimana, eccetera, vengono proprio con il piacere di incontrare altre persone. E da questo piacere poi scaturiscono le amicizie, scaturiscono le relazioni, scaturiscono i progetti, scaturiscono tutte quelle cose che fanno sì che la nostra età, ecco, assuma e abbia, voglio dire, una qualità di vita, perché non è il numero di anni che ci interessa, è come li passiamo questi anni, come stiamo, che tipo di benessere cerchiamo. Non parlo di felicità, perché la felicità ormai, voglio dire, ma il benessere è quello che cerchiamo. Decisamente tutto quello che noi facciamo ha come presupposto questo: usciamo dalla solitudine e andiamo a godere e ci avviciniamo a iniziative che decisamente ci interessano anche dal punto di vista contenutistico, perché di fatto se devo riferirmi alla media di età dei nostri soci, diciamo, voglio dire realisticamente che siamo intorno ai 70 anni, diciamo dai 60 agli 80 abbiamo la stragrande maggioranza dei nostri soci, di tutti coloro che si avvicinano all'Auser. Ecco, queste persone sono persone che, come ripeto, vengono per trovarsi insieme e vengono anche per assaporare magari attività, magari cose che nella loro gioventù non hanno potuto gustare perché erano impegnati a lavorare, perché la famiglia gli chiedeva di contribuire al bilancio economico familiare. Ecco, e adesso che hanno il tempo, che hanno un po' di tranquillità, magari i figli sono a posto, un minimo di pensione, hanno anche questa voglia di imparare, di conoscere. Allora, dottore Bonato, io volevo chiederle anche una cosa. L'ho chiamata presidente perché era scritto presidente, ma è il coordinatore, ma è una cosa importante. Forse contano di più i coordinatori e i direttori che noi i presidenti, perché sono scambiati, ma è la verità quella che dico. Il dottor sorride, ma è proprio vero. Allora, io ho avuto Giuliana Fantoni, la titolare del Cinema Edere a Treviso, dove vengono proiettati i film di maggiore successo e veramente di più partecipazione. È nata per te il film di Cortellesi, di Paola Cortellesi, l'ultimo, ma altri. E lei ha detto una cosa importante: siccome sa quanto mi stanno a cuore i diversamente giovani,
Io e Anni che insisto, aprite i cinema, i teatri anche nel pomeriggio dove possiamo venire con queste figure, tanto è vero che questa mattina chiamerò anche il direttore dell'ISRA. Allora dico anche a lei, visto che è coordinatore regionale, è possibile che non riusciamo a metterci d'accordo con tutte le associazioni di volontariato che abbiamo di aprire anche questo mondo che è il cinema, che è il teatro ai diversamente giovani? Io, dottore Bonato, ne ho portato via 200 con 2 motonavi da Porte Grandi, li ho portati in piazza San Marco a visitare i musei civici, la Fenice, con le carrozzine, i diversamente giovani, parleremo di questo questa mattina. E devo dirle che le lacrime che ho visto e la gioia e la gratitudine che hanno dimostrato, ho capito che forse sto facendo una cosa giusta. È possibile metterci assieme e far partecipare queste persone, perché per loro è un momento magico, perché si preparano, si mettono il vestito da festa, si truccano, escono, staccano la spina da quell'ambiente che, per quanto bello e come dice anche giustamente il dottore Bonato, posso dare, ma è un altro mondo, il mondo che magari frequentavano di più loro una volta che noi adesso, che sono i cinematografi, perché ce n'erano pochissimi, quelli erano, e là si andava al teatro. Ecco, forse possiamo fare questo, visto la disponibilità che ha messo a disposizione la famiglia Fantoni, per dare proprio anche a queste persone la gioia di guardare un bel film e di emozionarsi. Prego, Rebonato. Sì, guardi, lei ha descritto esattamente tutto quello che fa l'Auser. L'Auser fa esattamente le cose che lei ha sottolineato. Organizza visite a mostre, organizza cineforum, organizza corsi monografici di musica, di teatro, di cinema, organizza conferenze settimanali che possono spaziare dalla Vispa Teresa alla fisica nucleare. Ecco, l'importante, voglio dire, è che i relatori siano relatori di qualità e riescano a sincronizzare il loro linguaggio con il linguaggio delle persone che assistono alle loro prolusioni. Ecco, noi facciamo tutti quello che decisamente auspica e che spesso, volentieri, ci manca, è questa capacità di fare rete con le altre associazioni, di ritrovarci spesso e volentieri, ripetiamo 10 volte le stesse robe, con 10 associazioni diverse, e potremmo anche unire le forze, riuscire a economizzare, voglio dire, e a disperdere meno le energie ed essere in grado di raggiungere platee più ampie. Ecco, vede, dottor Rebonato, quando lei ha detto l'Auser far questo, e sono d'accordo che lo fate, io aggiungo però un'altra cosa, che però io non devo essere fortunata ad essere vicina all'Auser col coordinatore dottore Bonato. Io devo avere nel mio paese, nella mia città, le stesse opportunità che ha un'altra persona, perché è il sindaco più sensibile, ha il coordinatore dell'Auser che magari ha più associazioni che l'aiutano. Io non vedo questo. Io quando sento la Fantoni che mi dice no, non arrivano i diversamente giovani al pomeriggio, capisce che provo una stretta al cuore e dico ma allora di cosa stiamo parlando? Perché quando li ho in trasmissione sono tutti bravi, belli e buoni e tutti si danno una mano. Quando escono da quella porta, ciao, non li vedi più. Capisce che forse, dottore Bonato, grazie a lei che è il coordinatore regionale, forse se li chiamiamo queste associazioni a dare qualcosa, a mettere quel famoso sassolino o la goccia nell'oceano, forse riusciremo ad aiutare questi diversamente giovani, perché non è che li abbiamo in eterno, dottore Bonato, è un passaggio che stanno facendo. Vogliamo fare questo passaggio con più emozioni, con più sorrisi e meno lacrime. Lacrime ne hanno già versato tantissime e gli esempi che diamo anche in questi giorni, in questi periodi, sono devastanti per loro. Vogliamo capire che forse dobbiamo andarli a prendere e fargli rivivere quei momenti e le emozioni che hanno provato. Sbaglio, Alfonso Pozzobon? No, è vero, cioè bisogna coinvolgere proprio e fare rete, come dicevate, per poter... Guardiamo anche il presepio per cortesia intanto che parla, perché è bellissimo. Perché ci sono anche
le assistenti sociali, ma se, come dicevi, non c'è la sensibilità, non c'è questo, non va avanti. Io porto un esempio, noi abbiamo fatto, e sono più di 40 anni che la facciamo, però una volta all'anno il nostro gruppo organizza il pranzo sociale dei diversamente giovani. Ecco, e anche quest'anno e vediamo che vengono fuori con un entusiasmo enorme, ecco, e proprio si trovano, guarda è dall'anno scorso che non ti ho trovato, cioè cosa del genere, vieni qua, siediti qua, e proprio si fanno. Cioè, anch'io ormai ho la soglia degli 80 Sei diversamente e più. giovane. Ho compiuto 18 anni l'altro giorno, perché uno è 8 e 18. Facciamo anche gli auguri a Alfonso Pozzebon. Grazie. Ma Alfonso, ascolta, quello che ho detto io ad esempio proprio su questa mostra meravigliosa che c'è a San Marco di Resana, queste RSA sono venute a vederle, le hai viste questi accompagnati, questi dell'Auser? Sì, allora dell'Auser difficilmente, perché noi abbiamo anche invitato, perché anche nel nostro comune a Resana si trovano una volta 2 volte alla settimana queste persone anziane e vanno anche a prenderle con il pulmino a casa, però fanno fatica a portarseli. Oggi abbiamo il coordinatore regionale, vediamo se riusciamo a far squadra, vero dottor Rebonato, io l'ho invitata apposta, sa, adesso siamo sotto Natale, ho detto voglio vedere se stavolta riusciamo a far squadra col dottor Rebonato che ha un potere unico, è il coordinatore, e se parla il dottor Rebonato può darsi che qualcuno dell'Auser ci ascolti di più, ma non perché dottore Bonato noi dobbiamo essere i primi, i più belli, i più bravi, è perché dobbiamo dare questa possibilità. È Natale. È Natale, è un mese magico, le guerre, guardate queste uccisioni di fidanzati, questi femminicidi, pensate anche questi, perché guardate che questi diversamente giovani lavorano, guardate che arrivano a 100 anni, che è come ne avessero 70 quando li intervistiamo, si ricordano tutto, dottore Bonato, cosa non ci ricordiamo neanche noi cosa abbiamo mangiato ieri, loro si ricordano dei loro tempi, capite l'importanza che ha fatto anche la scienza, la medicina, la ricerca, ecco, li facciamo vivere meglio, forse ci dimentichiamo un po' che stanno vivendo meglio e forse dobbiamo supportarli. Abbiamo Paola. Paola? Ciao Mirella. Ciao Paola. Hai 2 non più giovani in studio e volevo chiedere una cosa. Non perché voglio toccare quel tasto, fare partigianerie varie, però siccome io di scrivere storia, qua a destra, a sinistra, appunto lasciamo stare le tifoserie, avevo visto in televisione i lavoratori dei 70-80 anni lasciati in Israele per tornare a Gaza, che faceva i pendolari, che personerà le servi del Lebane a propria terra, dove chi aveva diritto di vivere e non in che maniera là. E vorrei sapere per i 2 anziani in studio cosa che ne pensa di questo. Grazie, ciao Mirella. Ciao Paola, grazie, mi dispiace per l'altro giorno Paolo, sono riuscita a passare la tua telefonata, ma vedete tra ospiti, telefonate, pubblicità, chi ne ha più ne metta. Ora sentiamo come risponde il dottore Bonato alla telefonata di Paola e anche di quello che abbiamo detto prima con Alfonso Pozzebon. Prego. Ma guardate, io sarei un po' meno pessimista del quadro che è stato disegnato, perché di fatto noi nel Veneto, per esempio, abbiamo 250 erotti circoli Auser e sono radicati nei paesi, nelle città, nelle periferie, nelle varie situazioni. Ovviamente non copriamo totalmente il territorio, ma non aspiriamo neanche a farlo, perché come ho detto il Veneto in modo particolare è una regione ricchissima di iniziative di volontariato. Quello che dobbiamo fare è metterci in relazione, è fare rete con gli altri, è operare sugli stessi bisogni.
È un bisogno che attiene al fisico, benissimo, vediamo un pochettino come possiamo intervenire. È un bisogno che serve, voglio dire, a trascorrere in maniera più tranquilla, più attiva la nostra età. Bene, ecco, ci sono associazioni laiche, associazioni cattoliche, associazioni sportive. Probabilmente a volte quando percepiamo che in una certa realtà geografica c'è carenza di iniziative, magari è perché non ci siamo guardati intorno, magari è perché conosciamo solamente quel tipo di realtà, ma vi assicuro che facciamo veramente un sacco di lavoro assieme. Non è mai sufficiente, non è mai sufficiente. E direi anche che rispetto ad attività che vanno a rilevare fenomeni di disagio come il gioco d'azzardo che riguarda tantissime fasce dell'età di cui ci occupiamo, abbiamo avuto la collaborazione della Regione, la collaborazione dei sindacati, la collaborazione di altre associazioni cattoliche, eccetera, per cui abbiamo lavorato assieme. Non è sufficiente, su quello sono d'accordo. Non è sufficiente perché comunque per tanto che ci diamo da fare ci sono sempre sacche di disagio, sacche di solitudine, sacche di persone che non riusciamo a raggiungere. Ma spero che queste trasmissioni servano anche a spero anch'io veramente tanto, dottore Bonato. Allora, Alfonso Pozzobon, come commenti le parole del dottore Bonato e soprattutto Paola che chiedeva anche un tuo giudizio? Allora, dunque, io porto l'esempio della realtà che abbiamo noi, però da noi c'è molto volontariato perché ci sono associazioni, diciamo, c'è appunto che dicevo l'associazione dove si trovano è l'associazione San Francesco di Resana, quelli là si trovano e vanno con il pulmino, fanno volontariato, addirittura se hanno bisogno li portano a fare gli esami all'ospedale, perciò sono meravigliosi. A volte trovano resistenza dagli stessi anziani che non vogliono entrare là, non vogliono muoversi da casa. C'è anche questo problema, non è solo perché io ho cercato di coinvolgere anche dei miei coetanei, dico guarda vieni con me, ma non serve che tu lavori, stiamo insieme, ti faccio vedere cosa c'è. Ah no, mi sto ben in casa. Cioè, c'è anche questo, sai Mirella, che bisogna tener conto. Infatti vedi, nel momento che tu hai queste figure, là che deve arrivare il supporto non solo tuo, perché questa persona si è chiusa a riccio, tanti anni di solitudine. Ecco, io ti dico, quando vado a trovare le fragilità, e soprattutto quelle fragilità economiche, la prima cosa che noto quando arrivo, dottore Bonato, è che i balconi sono completamente chiusi, c'è un buio all'interno che fa spavento. Purtroppo. Guarda, perché ci si chiude, più male stai, più mi chiudo in me stesso, meno chiedo aiuto. Ma lo vediamo anche con gli eventi che abbiamo visto in questi giorni terribili, ci si chiude dentro, i ragazzi sono chiusi a riccio, facciamo fatica a parlare con loro, a emozionarli. Questa è la realtà, vedrete le immagini che vi farò vedere, che sono andata a questa scuola a Ricatti venerdì, ecco cosa ho fatto con questi ragazzi, cosa ho sentito, perché io sono andata là per ascoltare, non per parlare. Loro sono stanchi di parole, vogliono essere loro i protagonisti, vogliono loro parlare. E questo vale anche per i nostri diversamente giovani, dottore Bonato, quelli che hanno voglia di fare. Noi dobbiamo arrivarci, dottore Bonato, ma io non posso avere il problema che abbiamo 7.000 associazioni e troviamo gli anziani morti in casa. Perché? Non per colpa vostra, ma perché non sappiamo che ci sono, perché non c'è un censimento. Che anziani ho nel mio paese, nella mia città? Quali sono le più criticità? Dovrebbero fare un censimento. Siamo una popolazione che sta invecchiando, dottore Bonato. Allora è inutile che abbiamo 6.000 associazioni che dopo non conosciamo il nome e cognome della persona che ha bisogno e non riusciamo ad arrivare in tempo. Abbiamo Carmela da Bassano. Ciao Carmela. Ciao Mirella. Niente, scusa, ti voglio dire una cosa. Io sono il Rete 4, sono Giordano
ho visto un marocchino che è andato dentro su una chiesa e ha preso il crocifisso e l'ha fatto a pezzi. Dopo, tornando indietro, si è accorto di un altro crocifisso, ho preso per quello, l'ho buttato per terra e fatto a pezzi. Non ho sentito nessun sacerdote che parla, nessun intenzionale che parla, è una roba grave così. Chi ha detto che il crocifisso, il primo che ha rotto, era un crocifisso che aveva un grande valore. Non ho sentito nessuno che parla, questa roba qua mi è rimasto qua sul cuore. A rompere il crocifisso, un marocchino che va dentro sulla chiesa nostra per fare danno e nessuno ne ha parlato. Non so se ha visto Giordano, l'ho fatto vedere anche a me quello di questo, è la seconda volta che lo fa vedere che sulla chiesa e l'ho ripreso con la telecamera, quando ha preso il crocifisso che l'ho messo per terra e che ha pestato, l'ho schiacciato coi piedi, no, sta sempre andando via. E ne ha preso un altro che si è accorto di un altro, l'ho preso giù e anche a quello l'ho schiacciato. Non ho sentito nessuno parlare. È una roba grave perché è la nostra religione. Che nessuno parli della roba grave così, perché questo è una roba grave. Mi sono anziana, ma questa roba qua mi nego mai vista. Farò la segnalazione a Bassano. Carmela, grazie della telefonata, ecco, di questa testimonianza. Prego, dottore Bonato. In merito proprio al discorso che facevamo degli anziani, ecco, di sapere il nome e cognome, di poterli supportare. Ecco, lei probabilmente ha sottolineato consciamente o inconsciamente un altro problema. È verissimo, ci sono centinaia di associazioni che operano sul territorio e, come le dico, sono radicate nel territorio. È che da soli non facciamo niente se non abbiamo la complicità, la cooperazione, un'intesa, una relazione con le amministrazioni, perché poi le risorse da destinare alle attività sono decise dalle istituzioni e quindi pertanto che ci diamo da fare come volontari, se non abbiamo anche il supporto, e qua veramente andiamo a macchia di leopardo, perché vediamo che riusciamo a operare in maniera estremamente efficace laddove abbiamo l'attenzione del sindaco, l'attenzione della giunta, l'attenzione degli assessori, l'attenzione di chi è in grado politicamente di destinare risorse per il disagio, per la solitudine. Guardi che noi in quasi tutte le province del Veneto, per riuscire a raggiungere quelle solitudini cui lei faceva cenno, abbiamo i telefoni che ascoltano queste persone il pomeriggio, le raggiungiamo per telefono, le lasciamo sfogare, ne parliamo per ore perché non hanno di che parlare con nessuno, facciamo anche queste robe, ma come le dico, da soli, come sottolineava anche il signore lì presente in studio, da soli, se non abbiamo la collaborazione delle istituzioni, non ce la faremo mai, nonostante tutta la buona volontà che ci mettiamo. Meno male che l'ha detto lei, dottore Bonato, mi sembra di essere una voce nel deserto delle volte che dico queste cose, anni che lo dico ma non si muove niente, vanno rivisti i servizi sociali, la funzione, gli orari, soprattutto non è possibile che gli uffici sociali chiudano al venerdì alle 13, l'ho detto a tutti i sindaci, continuo a dirlo, c'è un'emergenza veramente, ma un'emergenza di solitudine che è spaventosa, non c'è solo quella economica, perché bene o male quella economica in qualche modo alimentare riusciamo veramente a supportare, guardate la qualità alimentare è andata veramente bene, non so se avremo i numeri dell'anno scorso, c'era molta perplessità anche da parte degli addetti ai lavori perché ci sono pochi soldi nelle tasche, non c'è niente da dire, inutile che ce la giriamo, però vedremo com'è andata, vi daremo i numeri perché ormai stiamo dando i numeri che non riescono più a capire che queste famiglie non riescono più a sopravvivere, questi diversamente giovani che non riescono a curarsi. Capisce, dottore Bonato, che io faccio fatica a sentire una persona di Padova che mi chiama e che aveva la caldaia rotta, il freddo con 3 maglie, l'anno scorso succedeva, non so quanti, dopo una vita infernale completamente sola, sto parlando di Padova, dottore Bonato, e questa ha chiamato il giovedì, mi sembra questa signora proprio di una solitudine pazzesca, non poteva muoversi da casa, nel silenzio totale. Allora la prima cosa ho cambiato la caldaia perché si aspettavo giustamente anche
Later, coi tempi che ci sono, poi se la cambiava lei doveva cambiare tutte le caldaie perché lei sì, no, perciò abbiamo cambiato la caldaia, ho chiamato chi di dovere senza fare nomi, dando il nome e cognome di questa persona perché doveva essere aiutata almeno una volta alla settimana per la spesa, per quello che aveva bisogno. Sono andati quel giorno che ho detto io, dopo non ha più visto nessuno. Capisce che forse vorrei capire chi fa cosa, dottore Bonato, perché mi sa che ormai facciamo tutti tanto e tutto. Invece secondo me dovremmo fare un po' meno tutti e forse capire cosa stiamo facendo. Tu cosa fai, dove arrivi nel territorio, perché qua ormai si è talmente allargato il mondo del volontariato, io faccio tutto, vado dappertutto, che poi alla fine mi trovo con un pugno di mosche in mano. Allora, Pozzobon, cosa vuoi dire? Niente, che purtroppo la realtà è questa. Non c'è, sì, sento anch'io dei miei colleghi, cioè che vedo questa realtà che tanti si chiudono proprio in casa, proprio. Io ho 2 o 3 che vado a trovarli settimanalmente. Ecco. E una cosa c'è che sono di un pessimismo enorme. E allora io con le mie battute li faccio ridere, perché dico, io trovo sempre il mezzo bicchiere pieno e mai il mezzo bicchiere vuoto, perché il mezzo bicchiere vuoto ci piangiamo addosso, è inutile piangerci addosso. Ma loro lo sentono e si emozionano, sì. Allora vedi che riesci, che allora vuol dire che queste persone, se le grati un po', partecipano anche alla quotidianità, che è anche la convivialità. Sì, abbiamo visto Papa Francesco ieri con questa tavola, ma deve farla solo Papa Francesco o forse Dottore Bonato dobbiamo fare anche noi queste tavole che non succedano una volta all'anno magari, e metterci tutti assieme e dare questo spiraglio, cioè dobbiamo imparare da Papa Francesco, ma è anni che lo dice, forse anche noi dobbiamo muoverci in maniera diversa. Allora andiamo a vedere, visto che ha mandato anche questo video, Hauser, nuove paure, andiamo a sentire, andiamo a Venezia. In Veneto una persona su 5 si dedica al volontariato, ben 4.000 le associazioni distribuite nella nostra regione, tra queste l'Hauser, presente a livello nazionale in tutte e 7 le province venete. Si dedica anche alla cura delle persone con grande vulnerabilità, tra cui le persone anziane. La pandemia ha accentuato e mostrato le loro nuove fragilità che vanno oltre la protezione dal virus grazie al vaccino. Ora, spiega la Presidente, fondamentale è anche il supporto psicologico dal Covid. La cosa più importante oggi come ieri vuol dire prima del virus, resta sempre la relazione diretta, l'affetto di qualcuno che ti abbraccia, che sta insieme a te. 45.000 euro la somma stanziata dalla Regione per i progetti Hauser, contributo facente parte dei fondi 2017-2020 a sostegno del terzo settore e previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fondi che vanno ad inserirsi nella cosiddetta settimana dei nonni, la prossima, con attività di gite, relazione e formazione continua, con lezioni di digitalizzazione sull'uso di smartphone, invio messaggi, foto e come fare una videochiamata, ad esempio. E gli anziani stanno combattendo una battaglia durissima perché, ripeto, non sono seduttivi come soggetto di attenzione. Sono splendidi risorse, sono un tesoro immane che però per conoscerle, per rendersene conto bisogna entrarci mettendosi anche a disposizione per fare, che ne so, compagnia telefonica piuttosto che il trasporto accompagnato per andare a curarsi. 45.000 soci anziani Hauser su tutto il territorio regionale. Ogni anno l'associazione effettua 1.000 consegne di spese mediche e alimentari, 11.000 interventi di ascolto e supporto telefonico con il filo d'argento, 60.000 accompagnamenti sociali, fornendo assistenza a 27.000 persone, soltanto alcuni dei numeri della sua attività sociale. Prego, dottore Bonato, commentiamo anche il servizio, prego. Avete descritto l'Hauser come non sarei riuscito a farlo io, avete fatto un bellissimo servizio e sottoscrivo parola per parola, ecco, di quello che è stato mostrato. Si parlava di interventi. Ecco, noi tutti gli anni facciamo un bilancio sociale. Nel bilancio sociale mettiamo tutte le attività che abbiamo portato a termine in quell'anno. Ecco, se vedesse le cifre,
resterebbe assolutamente sorpresa, perché veramente se poi lo dovessimo quantificare in termini di PIL è qualcosa di straordinario. Ecco, laddove lo Stato non arriva, arriviamo noi, però come l'ho detto, se non c'è l'aggancio tra le nostre attività e le istituzioni, rischiamo che ciascuno operi separatamente senza avere la capacità di quadrare il cerchio. La quadratura del cerchio avviene proprio facendo rete, non solo tra le associazioni, ma tra le istituzioni e le associazioni, perché le associazioni operano sul campo e rilevano i bisogni. Le istituzioni dovrebbero rispondere in maniera istituzionale a questi bisogni. Ecco, questo è forse il gradino che non siamo ancora riusciti a completare. L'anello che manca per far sì che gli interventi siano efficaci. Dottore Bonatti, io penso che succede questo perché la politica è entrata a gamba tesa nel mondo del volontariato. Basta vedere in che condizioni siamo presi proprio con le ultime normative, con la burocrazia. Invece di semplificarla ce l'hanno aumentata in maniera incredibile. Molte associazioni di volontariato se ne stanno andando, se ne sono già andate, perché oltre a essere anche onerosa, perché devi impegnare anche soldi, diventa molto faticosa. Ma soprattutto io vorrei capire dove vogliono andare a parlare con la parola digitalizzazione, cioè digitale cosa, ma vogliamo capire che dobbiamo dare servizi alla persona, ecco, prima di arrivare a questo. Ma cosa diamo adesso io non so, Alfonso Pozzobon, se tu sei bravo con le nuove tecnologie, se riesci a gestirlo. Allora io dico che sono diversamente abile, però manualmente abile. Ecco, io so solo mandare messaggi e WhatsApp, il resto per me è tabù, cioè non proprio completamente, io non so adoperare il computer, non so niente. Ma questi corsi ti interesserebbero, ti intrigherebbero? Sul nostro comune l'hanno fatto, sì. E lo stanno facendo. Proprio a me, dico sinceramente, non mi interessa, perché io ho già questo, mi soddisfa già quello che ho, perché so fare le fotografie, so spedire le fotografie, cioè a me basta questo mondo. L'ABC che ho imparato mi è più che sufficiente. Sì. Sentiamo Paola da Padova, un'altra Paola. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. No, tanto per chiarezza, è un quarto d'ora che sono al telefono e il tuo regista mi ha detto che ho già parlato. No, perché aveva chiamato un'altra Paola prima, pensavamo fosse la stessa. No, ecco perché Paola. Perché aveva chiamato un'altra Paola, sempre da Padova, e pensavamo la stessa. Scusaci, ma questo è equivoco. Bene, no, perché no, tranquilla. Giusto, se uno si comporta correttamente... Tranquilla Padova. Benissimo. Allora, grazie perché l'argomento, come Tite sa meglio di me e i signori che sono in studio, è veramente di un enorme bisogno sotto tantissimi fronti per gli anziani. Allora, a proposito di caldaie, ecco, 1.000 euro di pensione, 200 euro al mese di condominio e più 250, adesso comunicazione, si è rotta la caldaia. Come facciamo noi a tirar fuori 5-6 mila euro a testa per una caldaia nuova? Questi sono i problemi degli anziani. Poi penso che la regione cosa mette? 45 mila euro all'Auser, cioè vogliamo prenderci in giro? 45 mila euro, cosa che fa pagare il caffè a chi trasporta gli anziani? Volevo portare l'attenzione su due temi, allora salute e sanità, che purtroppo Liguria veramente delle convenzioni, visto che non si riesce a avere le visite se non aspettando dei mesi tramite il CUP, che questi specialisti, sicuramente grandi persone, grandi eroi eccetera eccetera, però non possono prendere o volere 300 euro a una visita, 270, 300 e 100 euro per vederti la radiografia perché stai lì con la schiena, con le vertebre spezzate e non riesci più a muoverti. Che l'Auser potrebbe tentare una convenzione di prezzi possibili, una cosa, e l'altra cosa, il famoso co-housing,
perché chi è che si può permettere con 1.000-1.050 euro di pensione al mese una persona che ti dia una mano, perché tanto è tutto a pagamento ovviamente, perché l'assistente sociale cosa ti manda una volta alla settimana a farti lavare i capelli e il resto. Quindi l'unica soluzione è case di riposo, costano tantissimo e non c'è posto. Sarebbe il famoso housing, questa è l'unica soluzione, perché allora è chiaro che avendo delle piccole abitazioni, soprattutto adatte per persone con mobilità ridotta, e poi allora sì che si può pagare una persona in tanti, magari che o con l'aiuto della regione o dell'AUSE o anche che qualcuno metta in tasca dei propri soldini, si può pagare una persona che faccia servizi per tutti. Ecco, ringrazio tantissimo per tutto quello che fate e per la disponibilità di ascoltarmi. Grazie e buona giornata. Grazie Paola, ti chiediamo ancora scusa per l'equivoco che è successo, ma sai, purtroppo non è così semplice come pensate voi, ma l'abbiamo risolto. Paola ha parlato, sentiamo come commenta anche il dottor Alessandro Rebonato, presidente regionale AUSL Veneto. Prego, dottore Bonato. Ecco, quello che dicevamo prima del raccordo con le istituzioni, nello sfogo della signora si è rilevato perfettamente, perché chi manca oggi in questo studio? Manca il referente istituzionale, manca l'assessore regionale che dovrebbe in qualche modo spiegarci come risolvere il problema di una sanità che continua a costare di più e che ovviamente, se non ci sono pensioni o redditi adeguati, riguarderà solo chi se lo può permettere, e gli altri non vanno più dal dentista, non vanno più e non si fanno più le analisi che costano, non vanno più dal medico perché ci sono le liste d'attesa di 8-10 mesi, però se pago postdomani ho l'appuntamento. Ecco, noi come associazioni di volontariato a queste domande non possiamo rispondere. Noi tamponiamo laddove si può tamponare, ma quelli che decidono sulle risorse sono i nostri interlocutori politici e lì ci devono dire come fare ad arrivare alla fine del mese o a rispondere ai nostri primari bisogni se non ci sono risorse economiche adeguate. Ecco, questo è. Dopodiché veramente noi non vogliamo neanche sostituire i servizi di cui dovrebbe essere responsabile il pubblico. Non li vogliamo sostituire, noi tamponiamo. Abbiamo decine e decine di macchine che portano gli anziani dal dottore, portano le medicine a casa, li portano a fare li portano nei centri diurni, li portano a fare le analisi, eccetera, eccetera. Dopo di questo non possiamo rispondere della mancanza di dottori, della mancanza di infermieri, della mancanza di assistenti sociali, della mancanza di personale che è il personale che dopo dovrebbe intervenire sui bisogni primari della gente. È vero, dottor Rebonato, quello che ha detto, però è anche vero che oltre all'assessore c'è anche una commissione in regione che si occupa di questo, che dovrebbero dare delle risposte. C'è una squadra oltre all'assessore che dovrebbe interloquire di più con le associazioni, vedere di cosa hanno bisogno, chi sono le persone che hanno bisogno e metterci assieme, perché sennò rimaniamo sempre con un pugno di mosche. Noi aiutiamo quelli che conosciamo, quelli che non conosciamo si arrangiano, ma siccome sono tantissimi anche quelli che non conosciamo, sarà utile che qualcuno si muova. Detto questo, andiamo a vedere anche intanto la locandina dei presepi che verrà fatta proprio a San Marco di Resana, che ne parleremo anche con Alfonso Pozzobon. Eccola qua la locandina, prego Alfonso. Allora, questa è del concerto che verrà fatto il 17 di gennaio nella nostra chiesa, e con questo coro, che ogni anno cambiamo il coro, mentre il giorno 10 di dicembre. 17 dicembre, no, gennaio è scritto là. Scusa, ho sbagliato, 17 detto, dicembre. Ecco Fai paura. Allora, domenica 17 dicembre alle ore 16, concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di San Marco di Resana. Esatto. Mentre l'inaugurazione
condizionale, dovrebbe esserci Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Tomasi, ma al momento attuale dalla Curia ancora la conferma non l'abbiamo, però noi siamo partiti ancora per chiedere questo, siamo partiti ancora in febbraio, poi dopo c'è stato, a febbraio non abbiamo avuto risposta, abbiamo risollecitato, a maggio abbiamo preso risposta con il nostro parroco, che adesso non l'abbiamo perché l'hanno trasferito, e il nostro parroco ci ha garantito che il 90% il vescovo dovrebbe esserci, e questo speriamo. Meglio del parroco, sono loro in contatto tra di loro, esatto, perciò speriamo. Ma adesso quel parroco là non l'abbiamo più, perciò abbiamo un sostituto e abbiamo detto, ma cosa? Ma anch'io sono qui a tamponare. Allora, se viene sarà il ben accetto, e se non viene pazienza, noi la mostra la inauguriamo lo stesso. Allora guardiamo anche la mostra, andiamo a vedere anche questo servizio che è molto bello perché è importante, mostra Presepi San Marco di Resana, guardate la bellezza. Ma scusa Alfonso, oltre a guardare questo servizio bellissimo, ma cos'è la creatività? Cioè questa manualità che hai? Quanto ci impiega ad esempio a fare il presepe che abbiamo visto che hai portato questa mattina? Allora, siccome io faccio le statue anche, allora per fare una statua di queste ci impiego dalle 8 alle 10 ore. Avete capito? Ecco. Guardatela. Ecco, perché mentre perché adesso anche il tetto, quella, sono tutti vediamo se riusciamo a vedere anche il tetto, che ci sono i colombini, ma non credo perché... non importa, ma i coppi sono tutti fatti a mano, qui è tutto fatto a mano, la maggior parte di... Ecco, guarda il nostro bravo regista che sta salendo, eccolo qua, guardate che bello, ecco, fermo così, alto. Ecco, anche i colombi sono tutti fatti a mano da me, cioè, in un certo momento li plasmo con dell'argilla sintetica perché non ho il forno per la terracotta per farli cuocere, però esiste nel commercio questa plastica, cioè, che una volta essiccata diventa come la terracotta, perciò, e dopo li coloro e continuo a fare, cioè, ringraziando Dio, come dicevo prima, la manualità ce l'ho, e cerco di trasmetterla, siccome l'ho ricevuta gratuitamente cerco di trasmetterla agli altri. Ascolta Alfonso, hai parlato di una squadra, ma è una squadra che ti segue, che ti supporta, che aiuta, ma è fatta da giovani o sempre da diversamente giovani? Allora, il più giovane ha sui 65 anni. Proprio un giovincello. Ti dirò una cosa, che noi oltretutto abbiamo visto una grossa partecipazione di giovani a San Marco di Resana, perché abbiamo fatto quest'anno per la Sagra il gioco del Leon, che è una specie di gioco dell'oca, e abbiamo coinvolto solo che giocavano, poi dopo ci hanno dato anche una mano a allestire tutto quanto, una cinquantina di giovani. Allora ci sono, se andiamo a prendere? Se andiamo a prendere e che sono interessati, che li coinvolgi, alla sera fanno un po' più fatica perché studiano, cose del genere, ma se li coinvolgi al pomeriggio io ti dico una cosa, con la mia manualità ho fatto dei campioni per addobbare tutto il nostro paese, perché era addobbato in una maniera eccezionale, perché con i nastri abbiamo fatto le catene, abbiamo fatto dei lampioni da mettere. Allora invitiamo anche il dottore Bonato a visitare questa meraviglia di presepi, questa mostra. Cosa dice dottore Bonato? Con grandissimo piacere. Con grandissimo, e da quello che vedo gli faccio un sacco di complimenti. Grazie. Perché voglio dire, noi abbiamo in mente, quando vediamo i presepi San Armeno, là, non mi ricordo più il nome, a Napoli, no? Sì, ecco, ma lei, voglio dire, è un maestro in mezzo a quelle botteghe artigiane.
Veramente un sacco di complimenti. Guardi che l'aspettiamo, dottore Bonato, guardi che Alfonso prende nota, prenderemo l'invito. Prego Alfonso. Allora, se le posso dire una cosa, un mio presepio ha vinto il primo premio internazionale all'Arena di Verona. E non da una giuria che vota, non da una giuria, ma dalla gente che andava a vederlo, a vedere la mostra, la mostra negli arcori dell'Arena. E di fronte a me c'era il napoletano, proprio quello di San Gregorio Armeno. Che ti ho fregato perché te ha vinto te. Esatto. Esatto. Ecco. E io un nobile sconosciuto perché... E il vincitore morale è lei. E quel presepio là si trova a Betlemme ed è stato il primo presepio a costituire il Museo della Natività a Betlemme. Allora, se mi permetti, Pozzobon, darò il tuo numero al dottore Bonato, così magari vi scambiate. Volentieri, perché veramente io ci tengo tantissimo a questa rete, dottore Bonato, come ha detto lei, iniziamo a far rete, portare fuori questi diversamente giovani, fargli ammirare queste meraviglie fatte da diversamente giovani, fatalità, fatte da diversamente giovani, perché è giusto così. Allora, continuiamo a vedere questa mostra dei presepi e come ci vuoi lasciare, Alfonso? Cosa vuoi dire? Ecco, io aspetto e per qualsiasi, quando la Mirella le dà il mio numero di telefono, qualsiasi ora alla nostra mostra siamo disponibili ad aprirla a tutti. Siamo una squadra che lavora per tutti, perciò se non ci sono io c'è il Presidente, se non c'è il Presidente c'è l'amico, siamo tutti a disposizione, basta che ci dicano orario pressappoco, noi siamo a disposizione in qualsiasi momento, in qualsiasi ora. Guardi che meraviglie, dottore Bonato, guardi cosa fanno. È stupendo. Bellissimo. C'è una creatività e una fantasia straordinarie. Grazie. Allora, come ci saluta, dottore Bonato? Beh, ringraziandovi intanto per lo spazio che ci avete dato, perché voglio dire, lo spazio non è mai sufficiente. Far conoscere le fragilità è importantissimo, perché se non prendiamo coscienza che ci sono anche quelli che non riescono ad avvicinarsi al tavolo da dove cadono le briciole, ecco, non abbiamo fatto il nostro dovere di umani, di persone che comunque devono tener presente che il nostro mondo non è racchiuso tra le nostre mura, ma il nostro mondo riguarda tutta l'umanità che ci sta intorno. Ecco, io vi ringrazio ancora perché questi spazi sono importantissimi e sono veramente utili. Grazie. Salutiamo anche il dottor Alessandro Rebonato, presidenza e coordinatore regionale Auser Veneto, che non sbagliamo, che è presidente Asenata, c'è anche la donna. Ecco, grazie dottore Bonato, grazie a Alfonso Pozzobon, presepista di San Marco di Resana, pubblicità. Grazie a voi. Grazie. 10 anni di farmacia per i bambini, un grande traguardo per la Fondazione Francesca Rava e in risposta a un problema sempre più grave anche nel nostro paese. Secondo gli ultimi dati Istat, un bambino su 8 vive in povertà sanitaria, cioè non ha accesso alle cure mediche di cui ha bisogno. E con questa consapevolezza, 10 anni fa, abbiamo dato vita all'iniziativa in farmacia per i bambini, insieme al network KPMG Italia, in collaborazione con Federfarma, Cosmofarma e con il patrocinio della Federazione Ordini Farmacisti Italiani e del Ministero della Salute. Ogni anno, nella settimana del 20 novembre, giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, in migliaia di farmacie in tutta Italia raccogliamo farmaci e prodotti baby care per bambini che non potrebbero permetterseli. Ogni farmacia, al termine della raccolta, consegna i prodotti ad un ente sul territorio a cui è abbinata, casa famiglia, comunità per minori, centro accoglienza. In 10 anni abbiamo raccolto 1,5 milioni di prodotti che abbiamo donato a 4.000 enti beneficiari in Italia
e l'ospedale San Damiano in Haiti, 212.000 i bambini aiutati. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza le 13.000 farmacie che hanno aderito, i 22.000 volontari impegnati nella raccolta, le aziende amiche che hanno sostenuto la campagna. Molti i rappresentanti delle forze armate, dalla Marina Militare all'Aeronautica, da sempre al nostro fianco come volontari. Una rete di solidarietà straordinaria tra farmacisti, clienti, volontari, enti beneficiari, istituzioni e aziende, premiata più volte con una medaglia da parte del Presidente della Repubblica. Un'azione di responsabilità sociale, locale e nazionale che ha saputo generare un'economia circolare virtuosa. One Planet, One Health. Il Covid ci ha insegnato che siamo tutti interconnessi e che la salute delle persone e quella del pianeta dipendono l'una dall'altra. Tutti insieme possiamo contribuire al raggiungimento dell'obiettivo numero 3 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, salute per tutti e per tutte le età, con il farmacista al centro, sentinella del bisogno e prima risposta nel territorio. In questi anni abbiamo potenziato in farmacia per i bambini con attività di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale, sui disturbi mentali che affliggono i più giovani. Abbiamo anche aperto una farmacia di strada a Baranzate di Bollate, vicino a Milano, e a Persiceto, vicino a Bologna, 2 aree di grande bisogno. E abbiamo dato vita all'iniziativa Al Farmaco Sospeso, che ci ha permesso di continuare a donare migliaia di prodotti per l'infanzia. 10 anni è un grande traguardo. Ho visto nascere e crescere in farmacia per i bambini, che è diventata sempre più importante, soprattutto negli ultimi anni, in cui la povertà sanitaria è drammaticamente aumentata a causa della pandemia. Ho visto tanti farmaci consegnati ai bambini in Italia e in Haiti, all'ospedale San Damiano, unico pediatrico dell'isola. Ma la gara di solidarietà continua ancora. Mi rivolgo a voi, farmacisti, clienti, aziende, volontari, stateci vicino. Tutti insieme possiamo salvare migliaia di bambini. Dal 18 al 25 novembre vi aspettiamo in farmacia. Allora, la data rimane quella, grosso modo, dal 17 al 24 novembre abbiamo questa raccolta nelle farmacie per i bambini. Io ringrazio ancora una volta le associazioni combattentistiche con queste persone che sono all'interno delle farmacie, che mi danno una mano per cercare di far sì che queste donazioni siano tante, perché ne abbiamo veramente bisogno. Quello che verrà fatto a Treviso verrà portato al Banco Alimentare di Treviso, perciò molto importante per me, capite bene, anche perché do gli omogenizzati anche ai diversamente giovani, perché non hanno i denti e non hanno neanche la possibilità di curarsi. Ne parleremo questa mattina. È rimasto con noi Alfonso Pozzobon, anche Elena Ostanel, consigliera regionale del Veneto che vogliamo. Buongiorno, buongiorno, grazie di essere qui. Allora, Ostanel, io volevo parlare con lei anche di quello che ho parlato prima con il dottor Alessandro Rebonato, che fa parte della presidenza regionale dell'AUSE a Veneto, il quale ha chiesto più collaborazione da parte anche della Regione per quanto riguarda le commissioni, l'assessore al sociale, voi consiglieri, per riuscire a fare più squadra, per arrivare a questi diversamente giovani molto soli. Non conosciamo i loro nomi e cognomi purtroppo, perché c'è la privacy, la burocrazia, i servizi sociali non funzionano come dovrebbero funzionare, ma noi dobbiamo arrivare a queste fragilità, perché purtroppo noi siamo in tantissime come associazioni, abbiamo superato le 6.000 o 7.000 associazioni di volontariato, però troviamo ancora il morto in casa perché non riusciamo ad arrivare, non lo conoscevamo. Prego Stanel. Sì, grazie. È una domanda importantissima perché sappiamo bene che la società veneta sta cambiando, è cambiata negli ultimi anni, quindi abbiamo tantissime persone anziane e la metà delle famiglie sono unipersonali, quindi composte da una persona. Vuol dire che anche in futuro avremo ancora più persone, diciamo, sole e anziane, quindi noi ci dobbiamo preparare oggi. Quello che dobbiamo fare, secondo me, è riuscire a fare una rete virtuosa di collaborazione dove la Regione, e su questo deve fare di più, mette a sistema le reti che già esistono. Faccio un esempio sulla mia città. Durante il Covid, Padova, la città di Padova, è riuscita ad attivare in pochissimi minuti, ore, un sistema di supporto per tutte le persone anziane, perché aveva una rete di collaborazione attiva fatta
dalle associazioni, il centro servizi volontariato, le parrocchie, le ASL, il comune ovviamente, anche nei comuni più piccoli. Allora io credo che quello che noi dobbiamo fare è capire che la collaborazione tra associazioni deve essere potenziata e anche supportata con dei fondi adeguati, cosa che spesso non avviene. I comuni con i centri servizi del volontariato e con tutte le strutture che possono essere appunto le parrocchie, che sappiamo essere nei nostri quartieri, diciamo nelle nostre città, ma anche nei comuni più piccoli, un posto dove le persone riescono a trovare spesso quello che non trovano da altre parti, noi dobbiamo riuscire a creare una rete di collaborazione. Ecco, su questo dobbiamo assolutamente fare di più. Allora, Ostanel, però io le chiedo anche questo, io vorrei anche capire chi fa cosa, perché tutti fanno tutto, invece dobbiamo cercare di capire ognuno cosa fa e dove può arrivare, perché ripeto, se no non riusciamo ad aiutare le fragilità e forse dovremmo fare, e forse voi anche in Consiglio regionale, più chiarezza di chi sono queste associazioni, cosa fanno, ecco, che contributo possono portare alle fragilità, perché è là che dobbiamo andare a parare, non è che dobbiamo andare a aiutare chissà chi, dobbiamo cercare di arrivare più vicino a quelli che sono i banchi alimentari, diretti, indiretti, c'è di tutto e di più, forse anche chi fa cosa e come posso renderlo utile, forse dovreste anche voi cercare di alzare un po' l'asticella, perché qui tutti fanno tutto e poi mi chiama l'anziano da Padova, l'anziana da Padova che dice guarda che sono sola, ecco non ho neppure la caldaia che funziona come ho raccontato prima, ho 10 maglie e 4 berretti in testa e non riesco a muovermi. Chiamo un'associazione che doveva occuparsi di questo, vista una volta più vista. Capisci Ostanel che faccio fatica a capire chi fa cosa e se ci sei veramente o se sei sempre il re della situazione? Prego Ostanel. No, il tema che lei porta è vero, però ad esempio ci sono due problemi io penso. Uno, il tema dei finanziamenti, i tagli al sociale. Il nostro Stato, il governo nazionale, non sta investendo abbastanza e da tanti anni sul supporto ai comuni e alle persone che hanno il compito, come ad esempio gli assessori al sociale, di avere il lavoro di prossimità e quindi quello che dice lei, conoscere casa per casa dove sono le persone fragili. Allora, questo quadro di conoscenza, io so perché durante la pandemia l'ho visto, il Comune di Padova, grazie al lavoro fatto, come raccontavo prima, in rete con il centro servizi volontariato e le associazioni che vi fanno parte, ha un quadro di conoscenza molto capillare. Il tema vero è che noi non riusciamo abbastanza a dare dei fondi e su questo la Regione Veneto ha un ruolo e non lo sta esercitando abbastanza, cioè quello di dire noi non possiamo vedere il fondo affitti che viene tagliato dal governo e l'unica cosa che la Regione fa è mandare una circolare ai comuni dove dice guardate non abbiamo più soldi perché il governo ha tagliato i fondi, ora non possiamo più dare il fondo affitti. Perché proprio quelle persone sole che lei racconta sono quelle che alle volte hanno bisogno di quel fondo e quindi si lasciano sole. Allora il tema è un tema di fondi prima di tutto e mi creda che questo governo sta tagliando molto di più degli altri rispetto al tema e lo dice il fondo per gli affitti e due, la Regione del Veneto deve fare di più per sostenere gli assessori al sociale di tutti i comuni del Veneto che hanno di fronte persone più fragili e due, anche quelle realtà associative però in rete. I centri servizi volontariato sono una cosa importantissima perché mettono in rete le associazioni e fanno in modo che si capisca anche la continuità. No, Ostanel, guardi che non è così, ho parlato proprio col centro servizi volontariato con la sua presidente, intanto è stato diviso a metà, uno si occupa appunto di mettere in rete le associazioni che non si fa e l'altro si occupa della fiscalità, perciò abbiamo due volontari insieme, centro del volontariato e già qua è successo sono soggetti importanti. È già tutto e di più, però io non posso che mi arrivi la locandina sulla menopausa sul centro servizi volontariato dove io ho bisogno invece di conoscere le associazioni, di supportare, perché non ci conosciamo neppure tra di noi. Ostanel, non ci conosciamo, ma lo dicono gli ospiti che vengo qua perché non so se lei lo sa, ma io li invito tutti indistintamente e tutti quanti dicono la stessa cosa.
non ci conosciamo, dobbiamo fare più squadra, ma non siamo noi. Come faccio a invitare se non so neppure il nome e il cognome? Oppure che non vengono invitate ai tavoli di coordinamento perché non stanno dalla parte politica giusta? Perché? Ma io sono iscritta, io devo essere invitata. Ostanel, dovete muovervi in questo, vedere come funzionano e se funzionano questi centro servizi del volontariato così decantato. Bisogna vedere com'è la situazione. Guardi, Questo io lo guardo, scusi un attimo, Ostanel, perché volevo salutare anche la dottoressa Emanuela Ambrec, responsabile progetti sanitari Fondazione Francesca Rava. Grazie veramente, dottoressa. Ho già fatto vedere il servizio di farmacie per i bambini, che naturalmente quello dell'anno scorso che mi avete mandato, ma volevo anche capire perché io devo ringraziare e vi manderò anche il nome del presidente delle associazioni combattentistiche che ha messo in campo tutti gli uomini per aiutare a entrare nelle farmacie. Saranno loro e mi hanno detto che la raccolta veramente funziona molto bene da venerdì che è iniziata. Prego, dottoressa. Sì, buongiorno a tutti, grazie per averci dedicato questo spazio anche quest'anno. Sì, confermo, la raccolta è partita proprio venerdì in tutta Italia. Quest'anno sono circa 2800 farmacie che aderiscono e sono più di 900 gli enti che aiutiamo. Quindi è partita, come ormai negli ultimi anni l'iniziativa dura una settimana e quindi questo dà più agio sia ai cittadini di poter andare in farmacia, sia alle farmacie stesse di gestire al meglio l'iniziativa. Il Veneto, come racconta ogni anno, e ci tengo ogni anno a raccontarlo, di fatto è una delle regioni che più partecipa, assieme alla Lombardia, questo per motivi svariati. Evidentemente è una regione generosa e poi noi abbiamo storicamente dei volontari in Veneto che ci aiutano da tantissimo tempo e quindi abbiamo una buona rete. Quindi sono certa che anche quest'anno la raccolta in Veneto sarà fruttuosa. Abbiamo anche in Veneto volontari delle forze armate, abbiamo i fanti, abbiamo insomma tantissime persone che si sono messe in campo. Il mondo del volontariato a tutto tondo, volontari degli enti, appunto volontari istituzionali, volontari delle aziende, moltissimi volontari aziendali, abbiamo volontari singoli, abbiamo anche alpini, insomma un po' di tutto, ecco, per cui siamo partiti. Dottoressa, abbiamo anche questa mattina la fortuna di avere Elena Ostanel, che è consigliere regionale del Veneto, che vogliamo. Cos'è che chiederebbe, dottoressa Ambrec, alla consigliera Ostanel proprio per capire che passi avanti si può fare per aiutare questo supporto molto indispensabile? E soprattutto, io mi scusi dottoressa, ma qua a Treviso io i giovani non li vedo. Ecco, ho visto sulla raccolta alimentare qualche scout che ha la fortuna, femmine, non maschi, perché mi ha detto il coordinatore che loro non si sono presentati. Ecco, come mai voi a Milano riuscite a coinvolgere i giovani e qua nel nostro territorio quasi zero, a parte le associazioni di animali dell'ambiente che loro ci tengono molto, ma il resto per loro è noia. Ecco, cosa vorrebbe chiedere alla dottoressa Ostanel proprio come consigliere regionale Veneto? Allora, quello che faccio presente è che c'è un dato importante che è il dato Istat, che ci dice che la povertà assoluta, lo sappiamo, sicuramente il consigliere lo sa, è purtroppo in salita. Era 11% nel 2021, è diventato 11,8% nel 2022, non abbiamo ovviamente il dato del 2023, ma non penso che ci sia stata una riduzione. Questa è la povertà assoluta. All'interno della povertà assoluta ovviamente rientra anche la povertà sanitaria. Per povertà sanitaria si intende la difficoltà ad avere accesso a farmaci che non sono passati al sistema sanitario, perché comunque noi abbiamo un sistema sanitario ottimo da questo punto di vista, che però quindi non sono considerati essenziali, ma sono fondamentali. Basti pensare a un bambino piccolo di 1-2 anni con febbre 39, se ovviamente la famiglia non può permettersi di acquistare un antipiretico per la febbre può avere anche delle conseguenze molto gravi. Quindi è necessario che i bambini in povertà abbiano accesso a questo tipo di farmaci. Una indagine che abbiamo fatto quest'anno con gli enti che sono in rete con noi ci ha di fatto detto che le risorse che vengono liberate dalle comunità grazie a Farmacie per i Bambini, che dona loro farmaci, pronti baby care, vengono poi utilizzate per acquistare beni di prima necessità, prima fra tutti si intende il cibo, e poi materiale scolastico, attività recreative. Quindi questo per dire che se queste risorse non ci sono, evidentemente poi non vengono acquistate. Quindi
Prima di tutto faccio un appunto sulla povertà sanitaria minorile e penso che ognuno che ha un ruolo politico istituzionale deve tenerlo in testa nelle sue campagne, nelle sue attività e pensarlo. Per quello che diceva lei in merito ai giovani, certo, coinvolgere il mondo dei giovani non è mai facilissimo. L'iniziativa poi parte sempre il venerdì, che comunque è un giorno in cui i ragazzi vanno a scuola, però invece è un po' più facile per noi, perlomeno su Milano, coinvolgerli al sabato. Bisogna trovare dei ganci, insomma, di qualcosa che intrigarli, dico io, dottoressa Ambri, bisogna che li intrighiamo. Prego, Stanè, come commenta le parole della dottoressa Ambrecht? Sì, la povertà di cui parla la dottoressa è esattamente quella che a me, e ci tengo molto, porto spesso in aula come tema, in aula del Consiglio. Penso che le fragilità, tante volte si pensa che in Veneto, perché è una regione ricca, le fragilità, le povertà non ci siano. Troppo spesso anche in Consiglio mi viene risposto così. Io invece non ci credo, nel senso che, come dice lei, come racconta il lavoro che state facendo, abbiamo in Veneto, come in tantissime altre regioni in Italia, una forte diseguaglianza, quindi ci sono tante famiglie in povertà e la povertà minorile, come lei ha detto, i dati Istat lo fanno vedere, è in crescita. Il tema della povertà sanitaria è un tema molto interessante, la ringrazio per averlo ricordato così, perché noi pensiamo spesso, no, che i farmaci da banco, le antiepiretici, siano facili per tutti, ma in realtà non è così, proprio perché alcune famiglie non si possono permettere di comprare nemmeno i farmaci che noi prendiamo magari senza pensarci troppo. Questo è un tema importante, il lavoro che voi state facendo non deve essere sostitutivo del lavoro delle istituzioni. Io penso questo, cioè che il lavoro degli enti associativi, delle reti, della raccolta fondi, della raccolta di farmaci, della distribuzione, non debba essere fatto perché noi come istituzioni diciamo vabbè, c'è il terzo settore, ci sono le attività di volontariato, non dobbiamo più investire. No, noi dobbiamo invece fare una battaglia per investire di più. Dicevo prima anche alla dottoressa Mirella che il tema ad esempio anche del fondo affitti a me sembra molto molto importante, perché nel momento in cui noi togliamo risorse alle famiglie fragili, magari per poter pagare l'affitto come succedeva fino a prima che venisse tagliato, noi abbiamo delle famiglie che diventano più povere perché devono scegliere tra curare ad esempio i propri figli o pagare l'affitto e le bollette. Ecco, questo è quello che sta accadendo anche nel Veneto e nel nord-est che cresce. Noi invece dobbiamo occuparci di queste fragilità. Vede Ostanelli, io venerdì sono stata invitata e anche martedì su 2 scuole, al Mazzotti e ai Riccati di Treviso, a parlare con i giovani. Io ho voluto ascoltarli più che parlare, poi farò vedere anche questa chiacchierata. Quello che mi è rimasto e mi ha stupito, anche se è difficile che mi stupisca ormai, è che i giovani, i ragazzi, i studenti non conoscono i CEOD. Non conoscono le fragilità, ma oltretutto anche i professori. Allora, se noi continuiamo a dividere le fragilità, e qua parlo a 360 gradi, che possono essere diversamente giovani, le fragilità che sono quei CEOD, tanto decantati che questi ragazzi non conoscono, noi non arriveremo mai da nessuna parte. Allora, quando ho chiesto loro, ma vi piacerebbe conoscere queste realtà, parlarci assieme, collaborare assieme? E loro mi hanno detto certo che sì. Ma come ho detto? Ma non vengono le associazioni nelle scuole? Io li invito e tutti vanno nelle scuole, fanno la lezione. Allora ho detto non ci conosciamo. Allora, non riusciamo ad attirare l'attenzione con la paginetta chi siamo, cosa facciamo quando andiamo nelle classi, perché non li intrighiamo. Quello che ho visto, e qua vorrei l'aiuto di Ostanel, che riuscissimo a far capire che forse anche la scuola si deve aprire in maniera diversa, anche nel pomeriggio. A me non me ne può fregare niente di prendere tutta la scuola, tutta la classe, anche se ne prendo 5, è già una battaglia vinta.
Ma quando sento che questi ragazzi mi dicono mi piacerebbe, ma non ti conosco, non vi conosco, non sappiamo, e il messaggio che danno è che vogliono diventare protagonisti, perché io li ho fatti dialogare tra di loro, si scambiavano le battute, pensi che addirittura non erano seduti nella prima fila, erano andati tutti da un'altra parte, e gli ho detto venite avanti, fidatevi di me, vedete che faremo una bella chiacchierata, perché bisogna anche intrigarli, farli diventare loro i protagonisti, perché ci sono sempre gli adulti che parlano, come anche in questi giorni che abbiamo visto, a parte la sorella Elena e qualche amica, sono sempre i grandi soloni che parlano, ma sono loro che devono parlare, è loro il disagio, è loro la fragilità. Ostanel. Sì, sono d'accordo Mirella, nel senso che noi parliamo di giovani ma non siamo più giovani, quindi hai ragione tu. Io lavoro anche, insegno all'università, quindi i giovani li vedo e sono d'accordo con te che hanno delle risorse molto più, come dire, molto più nuove, forti di quelle che abbiamo noi, e spesso noi parlando di loro risultiamo poco credibili. Mi viene da dire una cosa sulle scuole. Io ho proposto un progetto di legge che si chiama Patti educativi e di comunità. In Veneto ci sono tante scuole, forse anche quella dove tu sei stata, dove vengono fatti proprio dei patti di collaborazione tra la scuola e le associazioni, il mondo del terzo settore che c'è fuori, quindi nel comune, per tenere aperte le scuole anche oltre l'orario scolastico, oppure fare delle iniziative anche oltre l'orario della scuola. Quindi magari tu sei stata invitata durante l'orario scolastico, potrebbe essere che il pomeriggio si facciano delle attività magari anche con i centri diurni che prima tu citavi. Allora, questo progetto di legge io spero che da gennaio, finita l'approvazione del nostro bilancio, possa andare in discussione, perché penso che avere nelle scuole del Veneto uno strumento che si chiama Patto educativo di comunità, che permette alle scuole con dei fondi di aprire anche oltre l'orario scolastico, soprattutto nei comuni piccoli. Io sono nata a Motta di Livenza, so cosa significa non avere uno spazio magari per fare delle attività. Ecco, io penso che sia una cosa molto interessante da fare, e soprattutto il Veneto, siccome ha un volontariato molto attivo, più di altre regioni, è la regione giusta per fare tutto questo. Sentiamo anche Alfonso, come commenti? Tu sei diversamente giovane, ma come vedi questi giovani? Allora, i giovani, se tu li coinvolgi, ti danno tanto. Io ho sempre lavorato con i giovani, perché quando più con i giovani che non con le persone mature, perché quando mi hanno chiesto se andavo a fare animazione per le persone mature, ho detto che mi trovo bene con i ragazzi del Gresta che non con le persone mature. Un'altra cosa, io ho fatto l'esperienza ancora tanti anni fa, quando non c'era l'obbligo, e come volontariato io e altre 2 persone facevamo al sabato mattina, d'accordo con le maestre delle elementari, facevamo le attività integrative. Io ho insegnato dipingere, ho insegnato scenografia, ho insegnato recitazione, tutti a questi, e a fine anno si metteva su uno spettacolo che era una cosa eccezionale, perché però io facevo i bozzetti, sì, ma dopo dovevano essere loro a realizzare queste cose. I protagonisti. Esatto, i protagonisti. E avevamo un risultato enorme. Dopo è diventata legge che noi non potevamo più andare, hanno messo le maestre e vediamo i risultati. Più maestre, tutte bravissime, più maestri ci sono, ma meno risultati vediamo. Allora, dottoressa Ambrecht, quello che io volevo anche capire è questo coinvolgimento del mondo giovanile anche nell'attività scolastica, nel dopo scuola, capire l'importanza ad esempio di farmacia per i bambini, presentare anche questi progetti che voi fate in continuazione, che non toccano poi solo l'Italia ma toccano il mondo intero, perché la Fondazione Rava non è che si occupi solo di questo territorio ma spazia molto in alto. Perché non conoscono? Ecco, io non devo essere fortunata di stare a Milano, io devo conoscere queste realtà.
qualità. Allora a scuola ci sono 5 ore, a casa ci sono le altre 19, ma è a quello che poi la Mirella sente è che io non conosco niente e nessuno e neanche non mi interessa perché non li abbiamo intrigati. Prego dottoressa. Sì, allora sì, aggiungo, così collegandomi anche a quello che diceva la consigliera, che bisognerebbe anche molto sfruttare la possibilità delle scuole dei crediti formativi del PCTO, perché di fatto soprattutto i ragazzi delle superiori e del liceo a partire dal terzo anno hanno l'obbligo di accumulare una serie di crediti formativi del PCTO, quindi sarebbe molto importante quando le scuole fanno rientrare all'interno di questi programmi degli enti del terzo settore, perché in questo modo lo propongono ai ragazzi e i ragazzi non possono tirarsi indietro, nel senso che loro hanno l'obbligo di accumulare una serie di crediti, quindi questa è sicuramente una strada bella, lo dico anche noi stessi, in parte la facciamo, però è sicuramente una strada da portare avanti e da incrementare senz'altro. Poi per quanto riguarda la scuola, in farmacia per i bambini è un'occasione in realtà per noi andare nelle scuole, andiamo di fatto un po' più nella scuola primaria, nella scuola secondaria, non nei licei, e andiamo, è vero, sì, molto sulla Lombardia, in parte su Roma, nel Veneto ci proporremo di farlo assolutamente. Brava dottoressa! Sì, andiamo in realtà nelle scuole perché ogni anno di fatto il farmacia per i bambini sviluppa una carta dei diritti, quest'anno di fatto la carta dei diritti è un labirinto e il tema di quest'anno, così come quello dello scorso anno, è un One Health One Planet. Anche perché la carta del diritto del bambino, se non sbaglio, è nata proprio a Treviso, nella mia città. È nata qua la carta dei diritti del bambino, ecco, se non lo sa dottoressa glielo dico io. È vero o non è vero, Ostanel? Devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno. Prego Ostanel. Sì, mi risulta di sì, devo fare poi un approfondimento perché cerco di non dire confermo io dottoressa, confermo io, sia tranquilla che quando confermo io è sicurissima. Quando conferma Mirella mi fido, sì. Se no non si parla. E tra l'altro il lavoro sul tema appunto dei diritti dei bambini è un lavoro secondo me che oggi noi, lo diceva bene la dottoressa, perché un conto è avere dei diritti in una carta importantissima, scritta, sanciti. Un conto è poi educare ai diritti e quindi il lavoro che noi possiamo fare nelle scuole, voi lo state facendo ovviamente nel vostro lavoro, Mirella prima diceva vado nelle scuole, ognuno di noi lo fa a diversi livelli, io penso che però manchi un pezzo. Un conto è che la scuola si organizzi da sola e quindi tante volte gli insegnanti con pochi soldi fanno anche fatica a fare attività extrascolastiche, con pochi soldi per riuscire a organizzare le attività. La cosa importante io credo è che la Regione del Veneto, ed è per questo che ci tengo molto al progetto di legge, riesca ad avere un capitolo di bilancio che dice io sostengo le scuole per fare in modo che diventino quel polo educativo non solo per le materie obbligatorie, ma anche per un'educazione alla cittadinanza. Nei comuni piccoli, e il Veneto è fatto di comuni piccoli, purtroppo non c'è una grande Milano, purtroppo per fortuna, noi abbiamo le scuole che sono l'unico presidio dove i ragazzi e le ragazze crescono e riescono in qualche modo a socializzare, oltre diciamo nei tempi della mattinata. La cosa importante io credo sarebbe avere quelle 2 o 3 ore anche il pomeriggio, uno perché così chi magari non ha il tempo lungo, perché non in tutte le scuole c'è, i genitori riescono anche ad avere un supporto. 2 perché i ragazzi riescono ad avere attività educative diverse, magari sul tema dei diritti dei ragazzi, che è un tema, vediamo anche quello che è accaduto in questi giorni, drammatico, che io credo dobbiamo riuscire in qualche modo a fare un lavoro educativo più importante con le giovani generazioni. E allora perché non farlo adesso? Dobbiamo investire sulla scuola e lo dobbiamo fare di più. Grazie, grazie Ostanel. Sentiamo come ci saluta anche la dottoressa Emanuela Ambrec. Prego dottoressa. Grazie, io vi saluto semplicemente invitandovi tutti ad andare in farmacia questa settimana. È un piccolo gesto però che, come abbiamo visto dalle parole condivise in questo spazio, può aiutare molto a fare la differenza. Grazie mille. Grazie, grazie dottoressa. Allora, Alfonso Pozzobon, ormai siamo quasi in chiusura. Abbiamo visto questa mostra dei presepi, abbiamo sentito parlare anche il dottor Alessandro Rebonato, presidente regionale dell'Ause Veneto, abbiamo sentito il sindaco Mauro Migliorini, il sindaco di Auso, Pablo Perissinotto,
cantautore che ha portato queste bellissime canzoni. Abbiamo sentito anche una titolare, ecco, di imballaggi che sta cercando di portare, ecco, questo momento di raccoglimento, di riflessione per difendere le donne all'interno dell'azienda. Ecco, da uomo che sei stato ragazzo, uomo giovane, marito, nonno, cos'è che perché l'uomo fa così fatica a cambiare se veramente sta facendo delle cose veramente terribili, non le ammette, dice non è vero quello che racconta mia moglie, anche se ha fatto 8 denunce, speriamo che adesso venga ascoltata con questo articolo nuovo di legge. Cosa vuoi dire tu come uomo? Ecco, non c'è per conto mio, si può dire, non c'è rispetto. Non c'è rispetto perché se noi guardiamo anche al giorno d'oggi non ci rispettiamo più. Questo e qua metti dentro tutti, cioè non fai un'età, tutti quanti. Non ci rispettiamo perché ognuno diamo colpa all'altro. Non c'è nessuno che dice, si prende la responsabilità, no, ho sbagliato. Nessuno. E anche io sono un povero perché non ho studio, non ho niente, ho fatto solo la terza avviamento agrario, ma dico, la moralità che c'era una volta oggi non c'è più. Questo. E mi dispiace perché io cerco di dire, lasciamo la gente e rispetto, perché mi trovo anche al bar e dico sì, tu hai ragione, ma tu non mi stai rispettando o non stai rispettando quelle persone. Tu hai ragione a parlare così, ma dobbiamo rispettarci e questo manca per me completamente. Il rispetto verso l'altro. Verso l'altro, sì. Soprattutto anche a questo uomo che non riesce a maturare, non riesce a crescere e capire che forse deve farsi aiutare. Grazie Alfonso Pozzobon, grazie alla dottoressa Emanuela Ambrec, grazie a Elena Ostanel, consigliere regionale del Veneto che vogliamo, grazie alla posta di Mirella.